conto delle posizioni per vedere se sono tutte coperte. Dunque, Senese Michele con l'avvocato Leto e Spigarelli, c'è l'avvocato Leto anche in sostituzione di Spigarelli, ma Barretta, Petrelli, eccola qui, Zambaldo va bene, si è allontanato però sta arrivando, Caroccia Daniele, l'avvocato Gai è sostituito, va bene, Caroccia Mauro, l'avvocato Gallo, si è allontanato, diciamo, lo sostituisce qualcuno? Quindi avvocato Placanica, 97 quarto comma? Sì, va bene. Va bene. Piuttosto non vedo i detenuti anche, Presidente. Non vedo i detenuti se non hanno... Un attimo, vediamo prima le posizioni degli avvocati e poi vediamo, tanto arriveranno. Allora, Celano Dino va bene, avvocato Placanica, Cosentino avvocato Coppola c'è, D'Alessandro l'avvocato Ferraro era sostituito da lei, da Coppola, avvocato Carla Giordano, quindi 97 quarto comma, chi era? Marco Di Giovine che non vedo, avvocato Placanica, avvocato Gianluca Ciampa 97 quarto comma per Di Giovanni Ugo, avvocato Placanica, Esposito avvocato Placanica, Gaglione Raffaella l'avvocato Leto, Giuliano l'avvocato Placanica e l'avvocato Esposito, Gregorini l'avvocato Giovannetti, eccolo, Leone c'è l'avvocato Lippi e l'avvocato Febbraro, Vincentini per Mastrosanti sostituito da Leto, Randazzo per Miserino è presente, Giovanna Cacciapuoti dall'avvocato Coppola, per Papa D'Arcangelo e Europallo, e comunque è arrivato anche l'avvocato Di Giovine, vabbè. Quindi D'Arcangelo e Europallo per Papa si sono allontanati? Vabbè, 97 quarto comma avvocato Placanica per Papa Bernardo Mezzi. Va bene, poi dopo lo diamo atto. Per Pezzini avvocato Lugo Boni si è allontanato, quindi 97 quarto comma avvocato Placanica, Piancatelli avvocato Barone 90, chi lo sostituiva? L'avvocato Barone? Avvocato Giovannetti, quindi 97 quarto comma, 102, mi scusi, avvocato Giovannetti, Presutti Alessandro, c'è l'avvocato Di Giovine che sostituisce entrambi i difensori, per Tognozzi e Brucale. Per Senesi Angelo c'è l'avvocato Leto, De Federicis anche, avvocato Placanica per Vincenzo classe 77, classe 90 Leto e De Federicis, Pecoraro è presente, sì, per Sorrentino, avvocato Mario Marino, sì, vediamo adesso chi è presente a distanza. Sono presente, Presidente, eccomi. Allora, a distanza abbiamo collegati adesso Sorrentino e Vestiti, mi pare di vedere, insieme l'avvocato Marino, vero? Sì, siamo qua. Sì, assolutamente sì, Presidente. Poi abbiamo Senese Vincenzo, classe 77, c'è? È presente Senese da Lecce, aveva chiesto anche lui una piccola sospensione parziale ed è rientrato. Sì, Senese Michele c'è? Giusto? Sì, eccolo. Mastro Santi vedo che c'è. Eccolo là. E Giuliano? Sopra? Eccolo là. Mi pare che insomma, siano rientrati tutti. Vabbè, i due presenti si sono allontanati, torneranno. I due detenuti, allora aspettiamo che... Possiamo chiamare la scorta per... Sono qui? D'accordo, no? Rispetto a Presutti e a Celano non c'è nessuna possibilità che abbia interesse. Quindi procediamo? Possiamo procedere. Va bene. Presidente, per allora, il un verbale... attimo solo che diamo... Chi è che parla? Io. Per il verbale, avvocato Gaetano Galluccio Mezzo, sostituisco Spigarelli sulle sue due posizioni. Sì, allora un attimo solo che lo verbalizziamo quando torna il cancelliere. Aspetti un attimo, avvocato. Si accomodi, Barretta. Si accomodi. Non credo che abbiamo Allora, intanto la scorta l'abbiamo chiamata, sono in salita e comunque dicevano gli avvocati che appunto sono posizioni che non hanno a che vedere con la posizione dell'attuale dichiarante. E poi c'è l'avvocato Gaetano Galluccio Mezio che sostituisce l'avvocato Spigarelli. Vabbè.
Buongiorno. Allora, procediamo a questo punto, riprendiamo l'esame. Quindi parte civile, mi pare che avesse detto che non aveva domande da rivolgere, va bene. E allora, le difese. Non so se la difesa del signor Barretta deve fare domande. Forse ha diritto di fare. Noi avremmo avremmo d'accordo voi, fate come ritenete. Per noi, ok. Sì. Avvocato Petrelli, la difesa Barretta. Signor Barretta, alcune precisazioni in merito alle circostanze che ha già evidenziato. Sì. Ci ha detto che sosteneva delle spese per Senese Vincenzo quando veniva a Verona, sì. Corretto? Sì, corretto. Okay. Queste spese le ha mai chiesto se venivano comunque scomputate dal debito che lei aveva con lo stesso? No, assolutamente. No, non gliel'ha mai chiesto o no, non venivano scomputate? No, non venivano scomputate. E lei per quale ragione ottemperava anche a queste ulteriori richieste? Già l'ho precisato al pubblico ministero, per un fatto perché noi io stavo in ritardo con i pagamenti, quindi diciamo avevo quella fase diciamo di dire non posso dire di no perché comunque sono in ritardo con le dilazioni che lui doveva avere e con i colmar che non arrivavano. Era quasi un fatto di timore più che altro, ecco, che si potesse rompere l'equilibrio, ecco. Senta, anche perché poi che cosa succede? Che quando interviene pure Vestiti e Sorrentino si inasprisce il rapporto tra me e Vincenzo, anche abbastanza forte. Che significa si inasprisce? Cioè si inasprisce perché loro incominciano a fare delle pressioni sia su Vincenzo che mi deve chiedere i soldi indietro e sia loro che vogliono la restituzione dei soldi indietro. E in che modo venivano esplicitate queste pressioni? Telefonate continue, pressioni iniziavano alle 7:30 della mattina e finivano alle 11 di sera. Ci può fare qualche esempio di quello che le veniva detto? Sembra che io mi ero preso i soldi della famiglia, che dovevo dare i soldi indietro, non potevo giocare più di tanto su questa situazione, che stavo andando troppo oltre, ma ci sono delle intercettazioni dove viene evidenziato che semmai poi dopo chi mi farà le domande evidenzierò. Senta, e in ragione delle circostanze che ci ha rappresentato, ha mai temuto per l'incolumità propria o dei propri familiari? Sì, ma dal 2019. E poi quando ho litigato quelle 2 volte con Giancarlo. Una precisazione, quando ha conosciuto il signor Sorrentino e il signor Vestiti? Fine 2015, inizio 2016. Su un'operazione di Keyway dove noi avevamo fatto questa operazione, spero che si ricorda anche Emanuela di questa cosa. In quel periodo là la VM non era così affidata come nel 2016-2017, quindi dovevamo comprare una partita di 150.000 di Keyway dove c'era 50.000 di guadagno, era 25.000 era a testa. Loro ci avevano fatto il bonifico per comprare questa cosa e dovevamo dividere i guadagni. I Keyway all'improvviso non arrivarono perché l'azienda, la Basic Italia, aveva bloccato i Keyway perché sapeva che ritornavano in Italia. E il signor Vestiti e il signor Sorrentino vollero lo stesso i 25.000 euro di guadagno sui 150.000 euro. Spero che si ricordino di queste cose qua. Ma li ha conosciuti insieme? No, è venuto prima Sorrentino per la maglieria che serviva al negozio di Ginevra e poi ho conosciuto Vestiti. Vorrei che mi indicasse meglio quando ha appreso che vi fossero dei collegamenti tra Senese Sorrentino e Vestiti, se me lo riesce a collocare nel tempo. Fine ottobre, inizio novembre. Si ricorda anche la circostanza? 2017, sì, è vero. Mi scusi, avvocato. 2017. Ottobre-novembre 2017. Si ricorda anche la circostanza? Quando sono venuti tutti e 3 nell'ufficio. Cioè, io già avevo sentore di questa situazione perché era già io e Bernardo avevamo valutato questa situazione che poteva nascere fuori.
E già ho specificato che Bernardo, per il mio bene, aveva detto: guarda che ti fai male in questa situazione, perché stai tamponando dei debiti ma non stai portando a casa la merce tecnicamente. E quindi c'era questa problematica che sorgeva quando si mettevano queste due cose a confronto. Lei, parlando sempre di Sorrentino e Vestiti, sì, ha parlato di aver denunciato già il Sorrentino e Vestiti. Cosa intende? Più che Sorrentino, sì, nel 2020, perché ci stanno delle pressioni che avevano subito in varie circostanze, e comunque io avevo iniziato, le spiego, io volevo cominciare un percorso non di collaborazione, di cambiamento di quello che avevo, per quei due reati che avevo fatto, quindi io volevo togliermi, fare una pulizia totale, ho fatto una denuncia alla Procura di Verona. Che lei sappia, è coinvolto in altri procedimenti con soggetti che sono imputati anche in questo procedimento? Sì. Quali procedimenti o quale procedimento? Verona, Ok. Napoli. Per quali ragioni? Ne ha conoscenza? Verona sempre usura e estorsione, Napoli sempre usura e estorsione, quindi, ma quale ruolo? Sono parte lesa, non sono imputato, sono parte. Questo dove? Verona e Napoli. E Milano invece so che mi devono sentire per alcune situazioni su una società. E questi soggetti sono comunque anche delle vittime come lei? No, sono capopromotori. Sono proprio? So che sono nello cioè viene da loro, sono indagati. Gli autori? Sì, gli autori, sì, indagati, sì, mi scusi. Da capo, perché il soggetto è nuovo, è come una società nuova che è iniziata da capo. Quindi io che cosa avevo fatto? Avevo tenuto sempre Raffaele Arcello come amministratore e io mi ero messo le deleghe su tutte le operazioni che potevano effettuare la VEM. Quindi ero proprio soggetto in primis, sia negli acquisti, nelle vendite e tutte le operazioni bancarie che venivano effettuate. Tutte quante. Cioè Raffaele non andava proprio in banca. Senta, lei all'epoca aveva problemi giudiziari oppure campanelli d'allarme tali da poter ingenerare la preoccupazione o sospetto che potesse essere destinatario di sequestri piuttosto che altri provvedimenti di confisca? No, assolutamente, io avevo solo un procedimento, avevo preso una condanna che avevo chiesto poi nel 2019 un affidamento al lavoro che non mi è stato dato. È l'unica cosa, che poi non c'entra niente con associazione mafiosa o quant'altro, era una truffa. Bene, senta, un'altra cosa, per quanto riguarda invece la società Manila, sì. Lei si ricorda dove aveva la sede? A Capriolo, sì, la Manila? Sì, a Manila. La Manila aveva la sede legale da commercialista, ma l'unità locale dove c'era il negozio a Capriolo, a via Palazzolo. Si ricorda anche il numero civico? Mi sembra 160, non mi ricordo bene il numero, le dico la verità.
Però, può essere 109? sì, una cosa del genere, sì. 106, 109. Via Palazzolo 109. Sì, sì, sì. Che noi quel negozio l'avevamo già in carica con un'altra società che collaboravamo. In poche parole, questa società che c'era prima, c'era un certo Martino all'interno, che noi gli davamo la merce in conto vendita. Poi questo qui, le dico proprio chiaro, ha avuto uno screzio con 2 commesse che non lo volevano e l'hanno denunciato. Allora, per non tenere dentro una persona così, abbiamo rilevato noi col contratto nuovo con la manina e abbiamo messo poi, i capi già erano nostri all'interno del negozio, quindi non abbiamo fatto solo un cambio di società, ecco. Senta, si ricorda il nome della società, diciamo, precedente che aveva in gestione questa unità locale? Sì, si chiamava Doc Outlet SRL. E era sempre nel settore dell'abbigliamento? Sempre nel settore dell'abbigliamento. Si ricorda quando era stata costituita? 2017. Ma che periodo? Gennaio, mi sembra, una cosa di... Quindi inizio anno Sì, del 2017. sì. Senta, rispetto ai suoi rapporti con Senese, Sì. Diciamo, ci risulta documentalmente, diciamo, delle spese, ci ha riferito anche prima Sì. delle spese Sì. che lei sosteneva, Sì. al di là di quello che era il rapporto Sì. debitorio, Sì. eccetera. Ma io volevo capire l'atteggiamento, diciamo, suo rispetto a Senese, nel senso, aveva timore, aveva, non so, rispetto, o per lei era un Guardi, rapporto paritario? No, fino a che non sono intervenuti, ripeto di nuovo, perché forse finché non intervengono Senese, Sorrentino e Vestiti, sì, faceva pressioni perché per i Colmar per avere la restituzione, ma non era una pressione così forte da quando poi sono entrati tutte e due in questa situazione, Sorrentino e Vestiti, cioè che sono venuti a conoscenza di questa situazione. Cioè, sostanzialmente, diciamo, il rapporto... settembre-ottobre il rapporto con Vincenzo era un rapporto, sì, si lamentava che non arrivava la merce, però era un rapporto, diciamo, di uno che doveva prendere i soldi e basta. Poi, diciamo, si incattivisce questo rapporto, ma incattivisce in senso di telefonate, di pressioni, quando vengono a conoscenza Vestiti e Sorrentino. Perché secondo me, da quello che ho letto, e poi secondo me venivano fatte pressioni da Sorrentino e Vestiti, più da Vestiti che da Sorrentino. Senta, ci risulta, diciamo, dalle attività di indagine, ma anche dalle stesse intercettazioni, che Sì. lei spesso accompagnava, diciamo, con la sua auto, Sì. il Senese. Sì. Ma perché era una scelta sua, piuttosto che non No, aveva un suo mezzo? no, me lo chiedeva lui. Io a volte per non accompagnargli davo pure la macchina mia. Cioè, quindi in alcuni casi ha prestato la sua autovettura Parecchie volte. al Senese perché si muovesse Sì, nel autonomamente. periodo che andava da ottobre a dicembre parecchie volte. Proprio perché non volevo, dico la verità, non volevo sostenere i costi del noleggio. Perché noleggiava anche certe volte dell'auto. Sì. Senta, l'ultima cosa, sempre Sì, mi dica. sulla domanda precedente. Sì. Rispetto al Senese, Sì. il suo rapporto lo considera o lo considerava paritario? No. Che senso parliamo? Paritario nel senso, lei si sentiva superiore, inferiore, si sentiva di ribattere piuttosto che ribellarsi alle sue richieste? Vabbè, ribellarsi a che cosa? Cioè, se io sto in torto, che mi posso ribellare? Cioè, io gli devo dare pure contro se uno è in torto. Cioè, andava in escandescenza la situazione. Si sentiva in difetto, ha detto che si ma io sentiva già in difetto. Sì, Presidente, è normale che se uno è in ritardo con dei pagamenti, è normale che ti senti in difetto. E quindi poiché diciamo la pressione era forte, che vai a dire vicino alla persona no, non voglio fare questo, quello diceva, cioè era abbastanza una situazione abbastanza difficile e complicata, perché io ero in difetto in quel momento là. Senta, al di là, diciamo, dei toni accesi Sì. che ha avuto con Sì. le persone coinvolte Sì. in questo processo, c'è stato anche, ci sa riferire, c'è stato anche qualche episodio dove siete venuti alle mani sostanzialmente. Ecco, vestiti. Quando? In che occasione? Nell'ufficio. Cos'è accaduto esattamente? Ma è accaduto in 2 occasioni ho litigato con vestiti. Antecedentemente, diciamo, alla conoscenza, diciamo, di Senese, cioè prima che e anche dopo poi ho litigato con vestiti. Una volta c'era pure, lo devo dire, c'era pure Emanuela fuori all'ufficio, l'hanno fatto stare fuori e mi hanno dato 2 schiaffi.
che è la verità. Bene, nessun'altra domanda a parte la difesa Barretta. Adesso iniziamo. Sì. Posso? Prego. Tu chi? Per Enzo Senese volevo interrogarlo. Non sono lungo però, Vogliamo fare, ci aveva chiesto la cortesia l'avvocato dovendo rientrare in Svizzera. Leone. Sì. Prevedo la domanda. Avvocato Febbraro, Prevedo la domanda. difensore di Tonino Leone. Buongiorno signor Barretta. Sì, buongiorno. Mi dica. Potrebbe dare un'indicazione temporale sull'incontro di Lugano, di cui ha parlato prima? Allora, noi abbiamo avuto la prima dilazione a luglio, penso inizio settembre. Sì, perché mi ricordo bene perché Vestiti stava in vacanza, Sorrentina stava in barca e io stavo come un cretino a girare. Quindi mi ricordo benissimo. Mi scusi l'affermazione. Chi ha voluto questo incontro? Chi lo ha organizzato? No, ma guardi che l'incontro è stato quasi, non dico occasionale, ma quasi... Cioè io facevo pressione per avere il secondo bonifico, ok? Loro non mandavano il bonifico e si trovavano, mi avevano detto che stavano tornando da Ginevra che con Leone che non so che devono fare e mi dicono se vuoi parlare ci devi raggiungere qua. Però sicuramente vi diranno che non è così. Andiamo avanti. Quindi l'incontro... È di pomeriggio, dopo pranzo. Ok. E dico pure il lasso di tempo. Cioè l'incontro è antecedente al secondo bonifico? È antecedente al secondo bonifico. Mi sembra di sì. Secondo bonifico, io non mi ricordo, comunque era quel periodo da agosto inizio settembre, prima che mi arrivassi i soldi sicuramente, perché non mi volevano mandare la seconda. Ma se lei mi dice agosto il giorno, era 2 giorni prima che mi facevano la seconda tranche, sicuro. Se vado a vedere mi ricordo benissimo di questa cosa, perché io volevo la seconda tranche per chiudere delle cose e non riuscivo ad avere da contratto stabilito. Quindi io mi ricordo che loro non mandavano questi soldi. E io dissi, Tonino, come dobbiamo fare? Disse, Giancarlo non te li vuole far mandare perché non vede ancora che sono arrivati questi giubbi. Allora, poi Sorrentino, quasi in forma diciamo amichevole, che dice, vabbè, mo ci incontriamo così chiariamo questa situazione. Prima del bonifico, quindi se il bonifico è arrivato il 1° di settembre, io mi sono visto il 29, giorni prima. Quindi è stata una sua richiesta o una proposta... al fin di chiarimento? Io avevo chiesto di incontrarmi più volte. Ecco. Cioè avevo chiesto di incontrarmi per risolvere il problema del bonifico. Questo signore che lei ha identificato come Tonino Leone. Non so neanche se le dico la verità, se lei me lo fa vedere, io l'ho visto mezz'ora che abbiamo parlato. Però se lei mi dice questo è Tonino Leone o quell'altro, io le dico è quello lì, però può darsi pure che non sia... Perché parecchie volte questi giochini qua vestiti li facevo, però credo che sia lui. Questi giochini cioè? Che diceva, mi faceva incontrare una persona che doveva avere un debito, invece era un'altra persona. L'ha fatto. Quindi lei non escluda che non sia stato effettivamente Tonino Leone? Io penso che sia lui, però dai contrari io credo al 101% che me lo hanno presentato come Tonino Leone. Quindi una descrizione fisica sarebbe sommaria, non le sarebbe possibile? No, però dico aveva avuto l'età di vestiti, più o meno, su quell'età là. Mi aveva sempre specificato che loro mi avevano sempre bilantato che lui era aveva proprietà a Ginevra, che era uno però specifico, non mi hanno mai detto prima da loro che erano diciamo soci con lui in alcune variazioni. E questo signore aveva una buona padronanza dell'italiano, aveva un accento straniero, svizzero? No, parlava in italiano, lo capivo e parlava pure. Ma lo parlava perfettamente, cioè come un italiano oppure come... Sì, con una cadenza un po'... con la R, sì, con la cadenza sì, della R sì, ricordo un po' blanda, sì. Diciamo quasi una R, diciamo nell'R muscia, sì, forse sì. Ma lui, diciamo...
Ma una R, scusi se Sì, insisto, ma una R moscia straniera o proprio una R moscia Di uno che sa più di... italiano? No, di francese, sicuramente. Non lo so se... Dovremmo fare una perizia. La perizia calligrafica, non lo so. Tra la Francia e l'Italia per la R. Lì in quella situazione là lui ha detto 4-5 parole, ha detto che non voleva mandare questi soldi per via di questa cosa. Era più Sorrentino che diceva mandiamo se non ritira cose, e Vestiti diceva no, è meglio che non le mandiamo. Diciamo era questo il giro qua che si era creato. Ho capito. E ultima domanda. Lei ha detto che è stata a dicembre che Vestiti, se non ricordo male, le avrebbe affermato Sì, che i soldi della Svizzera... erano anche loro. C'erano anche una parte loro nella soldi della Svizzera. Nei soldi della Svizzera c'era anche una parte loro, nei capitali. Che Tonino era un socio loro. Allora, precisamente vuole sapere, Sì. Tonino è un socio nostro, non possiamo fare una brutta figura. Testuali parole. Ho capito, ma già... No, non quantifichiamo la cifra perché non la so quantificare, quanti milioni di euro possono avere in però la frase è stata, dice, dobbiamo cercare di pagare quello che è perché non possiamo fare una brutta figura con il nostro socio che sta in Svizzera. Vestiti, Giancarlo dice questa frase. Quindi questo incontro di cui lei parla specificamente... E viene fatta la Starline quando io faccio gli assegni per dare i soldi indietro alla Starline che dovrebbe poi pagare la Sofireccia. Ho capito. Che poi tecnicamente a me mi dice Vestiti che questi soldi qua il 31 dicembre li hanno cacciati loro per chiudere il debito della Sofireccia. Questo mi viene detto a me, per fare una bella figura. Anzi, c'è una telefonata che non so se che lui dice per non fare una brutta figura noi abbiamo pagato noi il tuo debito, che avevano pagato loro il mio debito con la Sofireccia. Questa è una sua interpretazione? No, proprio loro lo dicono. Sì, ma questa intercettazione l'ha vista nel fascicolo? Non lo so se nei fascicoli, non lo so, però io so tecnicamente che loro mi dicono invece a me noi abbiamo pagato un debito tuo. Quindi è stato un modo di insistere per convincerla di accettare questa cessione di credito? La cessione di credito, avvocato, già l'avevamo detto che dovevamo darla perché non riusciva a dare i soldi indietro. Quindi loro per diciamo, chiudere questa posizione dicono che tu c'hai il credito a noi perché sei in ritardo. Poi a un certo punto loro dicono vicino a me a dicembre, per colpa tua abbiamo pagato un debito che era tuo. Perfetto. Grazie. Posso, Presidente? Sì, va bene. Perché ho con la dottoressa Gaspari una colpa professionale. Nessun problema. Avvocato? Placanica. Sì. Chiedo scusa, posso restare seduto? Sì, Ho le carte? Grazie. Buongiorno, signor Buongiorno. Buongiorno. Senta, lei conosce Vincenzo Senese in occasione dell'affare, chiamiamolo così, Colmar, sì, è corretto questo? Sì. Oh. Ma è lei a proporre a Vincenzo Senese di prendere parte all'affare Colmar? No. E quindi lei... Io lo trovo in ufficio da Bernardo. Da Bernardo trovo lui in ufficio. Bernardo Papa? Sì. Deve dire nome e cognome? Sì, Bernardo Papa, io trovo a lui nell'ufficio di Bernardo Papa. Quindi lei l'affare lo propone a Papa? Di Colmar, sì. Di Colmar? Sì. Materialmente dove accade questo? Cioè quest'affare, intanto quest'affare Colmar? No, sì. Perché questo è rimasto un po' sfumato. Sì. In cosa consiste nello specifico? Di ritirare i giubbini e venderli. Di pigliare? Ritirare i giubbini e rivenderli. Quindi c'è una partita di giubbini? Sì. E dove sono Erano disponibili? 2 le partite di giubbini. E dove sono disponibili queste partite di giubbini? Quella riferita al... Questo episodio del primo intervento di Senese. Era a Belgrado, tramite la Bora Sport. Quindi a Belgrado lei... C'è un contratto scritto e una fattura fatta. Con un paghi lista allegato. Questa disponibilità dei giubbini Colmar a Belgrado, lei cronologicamente più o meno quando ce l'ha? Quando apprende dell'esistenza di questa possibilità di fare questo affare? All'inizio di agosto. Agosto 2016 quindi? 17. Agosto 2017, sì. Quindi è tutto velocissimo. Sì. E lei che fa? Prima del 15 agosto, 10-12 agosto che era andato a Belgrado. Ho capito. E lei a questo punto che investimento era? Quanto doveva? Com'erano le modalità per acquistare questi giubbini? Allora, bisogna fare bonifica anticipato.
bisognava mandare un bonifico. Sì. E di quanti giubbini erano? Che entità bisognava mandare? Nella parte specifica erano 3.400 giubbini. 3.400? Sì, 3.200, 3.400, non mi ricordo bene. E quanto dovevate bonificare? 200.000. 200.000. Sì. Ricevuti questo mandato il bonifico di 200.000, voi avreste ricevuto i bonifici? Sì, c'era una parte che dovevamo dare a Nero di questa, che dovevo portare a Belgrado. Extra i 200.000? No, nei 200.000. Sì. Perché infatti c'era un problema tecnico che Bernardo mi aveva c'era un problema di contanti. No, che Bernardo che avevo la quota bonifico e qual era la quota contanti? 70.000 euro contanti e 130 di bonifico. Quando si è a fine agosto, cioè lei se avesse avuto questa disponibilità a fine agosto, la cosa sarebbe stata immediatamente operativa. Se non ci fossero stati problemi nella VEM sicuramente. I problemi? Nella mia società sicuramente. Ok. Anche perché... Senta, questi giubbini quanto ci mettevano ad arrivare da Belgrado ad essere nelle sue mani? Le faccio un esempio tecnico. Noi avevamo comprato una partita di Blauer a fine luglio con la società estera in Bulgaria, 800 giubbini, a Bernardo gli sono stati scaricati che non c'entra niente con questo, all'inizio di settembre. Mi sembra Quindi ci voleva un mese? Più o meno sì, tra documenti e tutto sì. In un mese avrebbe avuto le disponibilità della merce. Se non ci fossero stati se non ci fossero stati, diciamo se lei avesse avuto 130.000 euro sul suo conto e 70.000 euro in tasca, lei questo affare che prende a fine agosto andava lì, faceva il bonifico, andava lì, diciamo un mese, a fine 40 settembre giorni, avrebbe avuto i soldi. Le spiego per quale motivo era così, perché noi quando avevamo bonificato poi a Borasport doveva a Colombo che sta a Milano e faceva arrivare la merce da Borasport e Borasport la dava a noi. Perfetto, in logistica. Purtroppo io non so il tribunale, sono totalmente digiuno ma di io, queste dinamiche, guardi, quindi non so se erano 3 giorni, 10 giorni, avvocato, un mese. Guardi, io sono poi qua proprio, spiego anche perché mi interessa. Secondo me io sono qua proprio per chiarire questi punti, quindi mi dica. Grazie. Prego. Senta, una volta che lei avesse avuto la disponibilità, come li doveva piazzare? Come li monetizzava? Qual era il passaggio successivo? Dovevamo da solo o in collaborazione con Bernardo? Mi faccia capire questo. No, lei io se lo compro da solo, metto la roba a terra, arriva la roba, faccio i lotti e la vendo. Cioè, arriva la merce, divido 2000 giubbini in 200 lotti da 10, e li vendo. E a chi li vende? Ai clienti. E che tempi prevedeva lei per liquidare, per finire il giro? Un prodotto come Colma si vende in 15 giorni. Quindi diciamo che da quando lei le prospettano l'affare... Metà ottobre abbiamo chiuso l'operazione. Da quando le prospettano l'affare a quando si chiude l'affare, realizza il guadagno, lei prevede un mese e mezzo. Tra una cosa e l'altra sì. Vabbè, sì. Senta. Ti faccio un esempio di Disquero, non ci abbiamo messo 40 giorni per vendere e per arrivare. No, faccio un esempio tecnico. Perfetto. Prego. Senta, lì invece succede che lei non ha disponibilità, né dei 70 né dei... Cosa aspetta il Papa? Gli dice mi servono 130 da bonifico e 70 avvocato, io le voglio fare nero? No, aspetti, noi dobbiamo fare un passaggio fondamentale. Io e il Papa ci sentivamo 20 volte al giorno e facevamo 20 operazioni al mese, di natura diciamo di abbigliamento. Quindi era una cosa abitudinale che io ho sta affare per le mani. Sì, io e il Papa facevamo affari che a volte, non lo so, io non avevo la disponibilità economica, anticipavo la sua fattura con l'assegno, mi anticipavano i soldi, io compravo la merce e gliela consegnavo. È successo non una volta, in 8 anni, secondo me 8.000 volte è successo E anche questa volta glielo prospetta Papa? No, perché l'affare sì. Ma c'era una problematica tecnica. È quella che ha detto prima, non gliela faccio ripetere. No, se lo vuole glielo ripeto un'altra volta. No, io l'ho capita, se il tribunale ha necessità e vuole fargliela ripetere. Vada avanti, senta, a quel punto è Papa che le fa il nome di un finanziatore che poteva essere... No, Papa dice vicino a me, adesso vedo come possiamo fare. Sì. Perché parecchie volte Papa doveva avere o qualche incasso che doveva avere o chiedeva qua vado veloce, insomma tira lui fuori il nome di Senese che lei non conosce. No, fermi. Ma proprio lui non tira proprio fuori il nome di Senese. Lui è Senese, io lo incontro proprio quando lo trovo lì, lui per telefono a me non me lo dice proprio. Dice vieni che andiamo a una parte che risolviamo. No, non ne dice vieni a una parte, dice io adesso trovo uno che lo può risolvere il problema. Ok? Poi mi chiama 2 giorni prima e dice forse ho trovato chi ci può finanziare. Ti faccio sapere quando deve venire giù. Si prospetta questa situazione. Mi chiama la mattina e dice tra 2 ore ti faccio sapere, mi chiama a mezzogiorno e dice alle 6 devi stare giù. Io alle 6 arrivo alle 6:30 che si incazza pure se lo vuole sapere. Mi scusi, si arrabbia pure. Dove andate?
Nell'ufficio di Bernardo Papa. A Cassino, dove? San Giorgio Alliri. Ok. Lì vede per la prima volta Senese. In quella... sì. Gli prospettate, gli dite di cosa si tratta, o gli chiedete solo i soldi? No, penso che già siamo prospettati che dovevamo comprare i colma, credo. Quindi lei capisce da quello che vi dite là che lui già sa che si devono comprare i colma? Sì. E ritornate sul discorso che questi soldi servono per comprare i Colmar? Sì, però c'è un passaggio lei dice che... Prego, se vuole... C'è un passaggio che i soldi lui non li voleva dare perché c'era Barretta. Forse non è chiaro. Allora lui dice: io se devo avere a che fare con Barretta non glieli do. Okay. È stato proprio chiaro. Perché la conosceva già lei? No, perché la famiglia Barretta nei confronti della famiglia Gaglione, diciamo, non voleva avere a che fare. Non so per quale motivo, non me lo dico per quale... Io immaginavo che dipendesse da quella sua parentela. Io non lo so, perché forse io avevo negato sempre questa cosa. Io, diciamo, il rapporto con la famiglia io non l'ho mai avuto. Quindi può darsi che lui... Però io, aspetti un attimo, prima ancora di dire se c'è Barretta, i termini dell'affare che lei dice sicuramente Papa gliel'ha detti, lì ne riparlate, gli dite... Sì, gli diciamo... No, che lei ha avuto l'offerta, noi ne parliamo che... Scusi, mi faccia finire. Sì, mi scusi. Che i giubbini arrivano in un mese, che lei in 15 giorni c'ha i soldi in mano, questo glielo dite? I termini no. Non glielo dite? Abbiamo prospettato una quarantina di giorni. Una quarantina di giorni? Sì. Quindi gli avete detto, al termine, senza entrare un paio di mesi, gli avete detto, un paio di mesi, il giro è di 40 giorni. Un paio di mesi, ci siamo presi un paio di mesi, sì. Quello che ha detto lei prima? Sì. Senese è reticente lo stesso. Sì. È così? Sì. E poi si convince perché? Perché Bernardo dice faccio io... No, Senese dice... Se Bernardo fa da garante l'operazione, io faccio l'operazione. Se Bernardo non fa da garante l'operazione, io non faccio l'operazione. Bernardo risponde: io faccio garante solo se arrivano i colma, se no io non faccio garante di niente. Ripeto un'altra volta. Senese allora si convince dell'operazione e caccia i soldi. Quindi Senese sa, quando caccia sti soldi, che non li dà a Bernardo, che ma nel giro, lei dice, ora corregge 2 mesi, 40 giorni, 45, quello che è, che nel giro che lui caccia sti soldi e in questo giro li ripiglia con un guadagno di 4.000 euro per ogni mese. Sì, però posso essere chiaro su una cosa. Quando uno fa abbigliamento, avvocato, non ci sta un termine di consegna, c'è solo il termine di pagamento, che deve essere immediato. Perché quando arriva la merce dall'estero, per alcuni tipi di tipologie di mercato... Signor Barretta, io gliel'ho chiesto prima no, io lo sto facendo... Adesso lei corregge. Sì, no, non correggo. Io le sto dicendo massimo 2 mesi, però le sto dicendo... Finora ha detto che in 45 giorni lei c'ha, che in 15 giorni vende, che fa lotti di 200... È un attimo che realizza subito. Avvocato, adesso scopriamo che non è più così. No, può essere pure 10 giorni. No, io ne prendo atto. Invece devo prendere atto nel campo dell'abbigliamento. È possibile che lei fa il bonifico e dopo 10 giorni c'è la merce e la vende. Però c'è anche volte che le persone non hanno i soldi per pagarti i giubbini e i giubbini te li guardi dentro a capannone. Io devo andare all'aula 16 di fronte, può darsi che arriva un fulmine nel cortile, quindi dico 5 minuti arrivo, però io prevedibilmente alla collega del mio studio che sta là gli dico finisco il controesame del signor Barretta e in 3 minuti ci sono. Ora lei prima aveva fatto un certo tipo di previsione, scusi, aveva anche detto i Colmar si liquidano subito, i Colmar non si liquidano più subito. No, ti ho detto che si liquidano subito, è un prodotto che è appetibile e si liquida, però tu per vendere quel prodotto là, perché... È Senese che i Colmar si liquidano subito, lo sa in quel frangente mentre state da Papa? O voi non lo rassicurate per niente, gli dovete chiedere i soldi e gli dite stai facendo una lotteria di Capodanno. No, ci dica lei. Le faccio una contro cioè vuole che le rispondo proprio io preciso. Ma uno che prende 4.000 euro al mese, più tempo passa e meglio per lui, secondo il mio parere. La sua risposta è questa? Sì, secondo me sì. Quindi voi non gli dite stai tranquillo che tanto questo si vende subito, i Colmar si vendono, non glielo dite questo? Ma io penso che... Glielo tenete nascosto a uno che vi deve dare i soldi? Per sapere. Ma mica è una banca. Come? Mica è una banca. Vabbè, io prendo atto delle sue risposte.
siccome io per tranquillizzarlo la prima cosa che gli dicevo avrei detto quello che le avevamo detto a Senese, no, le avevamo detto a Senese, ma fosse uno reticente, l'avevamo detto a Senese che l'avevamo detto a Senese che c'era un lasso di tempo di un paio di mesi che arrivavano i Colmar, però io le sto già aggiungendo. Senta, le posso, gli avete detto, non posso fare una domanda, gli avete detto che vi servivano 130 da bonificare e 70 in contanti? No, perché noi avevamo previsto che si liberava il castelletto a fine agosto, quindi 100 non servivano solo quei 100. I 100. Sì. Da cui prendere i 30 contanti, i 70 contanti e i 130 da bonificare. Ma e i 30 in più contanti che li facevate? Non ho capito, mi scusi. Dico, lui vi dava 100 contanti. Sì. A lei servivano 70 contanti. Sì. 130 da bonificare. I 30 in più contanti, che cosa ne avreste fatto? 70. Sono 200, non sono 130. No, dottore, lei ha capito benissimo. Lui ha detto che gli servivano da pagare 200, 130. No, mi faccia di nuovo la domanda. Scusi, signor Berretti, sì. Io sono proprio rispettoso per natura. No, mi faccia di nuovo la domanda. Però mi deve fare. Non è che stiamo con l'anello al naso. No, mi dica. No, deve essere gentile. Sì. Lei ha detto, e poi c'è il tribunale che corregge, lei ha detto 130 bonifico, no, se ho capito male, io posso sempre avere capito male. Io ho detto... Aspetti. Aspetti. No, glielo dico già, io ho già detto al pubblico ministero. No, non funziona deve così. rispondere a domande. È maggior risposta al pubblico ministero che c'era un debito di 35.000 euro con la... Va bene, mi scusi. Ma io penso che lei sia in condizione di spiegarmelo. Guarda, ma sicuramente, più di quanto pensi lei. Però evitiamo il commento e facciamo la domanda. Lei ha detto che 130 li bonifica e 70 li deve portare a mano a Belgrano. Ora a Senese gli stavate ottenendo 100 contanti, 70 li portava a Belgrano, gli altri 30 che ne facevate? Io ho già specificato al pubblico ministero che avevo un debito con la Borasport di 35.000 euro, l'ho specificato all'inizio del conto interrogatorio. Perfetto. Purtroppo io ho limite a queste giusto o mi sbaglio? È giusto. Quindi io già ho specificato che c'era un debito. Scusi, questi 30 in più li serviva per saldarsi un debito suo, non per l'affare. No, è come dice lei, perché però se non ci fosse stato l'indotto si sarebbe salvato da solo questo debito. Andiamo domanda. Domanda. Chiedete a Senese da dove arrivano quei soldi? Io no. Papa glielo chiede? Non lo so. Lei lo sa in quel momento da dove prende i soldi Senese? No. Non ha idea da dove vengono? No. Pure a volte avevo 50.000 euro contanti ma ero in cassa dei negozi. Quindi anche io a volte avevo 50-60.000 euro a casa a Natale, erano in cassa dei negozi. Certo. E andavo a pagare una cosa, mica le persone mi chiedevano perché mi stai pagando così. Ma io prendo atto. Poi lei deve sapere una cosa. Non aggredire, aspetti, Barretta, questo è un passaggio, quindi lei Senese non dice e voi in quel momento non sospettate, da come mi sta dicendo lei, che siano provento di reati, di qualcosa di questo tipo? No. Non lo dice neanche a Papa? Senese a Papa non dice neanche a Papa, sono della droga, sono di rapine, sono di sfruttamento e prostituzione? No, non lo so, non credo proprio. Perché né lei ha altri soggetti che le vengono a dire ti stai prendendo i soldi di Senese, questi sono provento sicuro di reato? In quel momento, in quello specifico momento, no. Ok. Lei aggiunge in quello specifico momento no. Io siccome voglio essere, non voglio nascondere un dito, vuole aggiungere qualche altra cosa? Che vuol dire in quello specifico momento? Che io quando prendo i primi 100.000 euro e seconda transazione io non ho mai chiesto a Bernardo o a Senese da dove vengono i soldi. Ok. Senta, Colmar si chiude? No, non si chiude. Non si chiude. Non arrivano neanche i giubbini? No, arrivano i giubbini, arrivano 1.300 giubbini più o meno. E quanto realizzate? Io una parte, Bernardo dice che non l'ha ricevuto, però mi ricordo benissimo, e poi c'è un'intercettazione telefonica dove Bernardo dice io non posso pagare 8.000 euro su 70.000 euro di giubbini che ho ricevuto a dicembre. Okay. Senta, scusi, mi sono dimenticato una cosa, perché poi con quei primi 100 non sono sufficienti a chiudere l'affare. Avete necessità di un ulteriore provvista. Ma questo è un problema che ho creato io, però non ho creato né Bernardo e né Senese.
Sono chiaro? Allora, la prima provvista, lei ha detto, non le faccio, anzi, se non vuole perdere tempo, i primi 100 li riceve direttamente là a Cassino, lì insomma a casa di Bernardo. I secondi 50, Presidente, se sbaglio nella ricostruzione me lo faccio per accelerare, i secondi 50... Nella pasticceria siciliana. Non me lo perdonerebbe, l'errore interviene subito. Mi sento tranquillo quando c'è lui, perché ha una conoscenza delle virgole dei processi. Certo. Allora, i secondi 50, lei dice in una pasticceria e in una casa... Ad Afragola. Dove? Tra Afragola e Casoria. Lei veramente ha sempre detto Casoria, io glielo dico negli interrogatori. E qui intervengo io, i secondi 100, allora, di cui 50 nella pasticceria e 50 a Casoria, Fragola, eccetera. Perfetto. Esatto. Questi secondi, chi li rappresenta a Senese che servono? Allora, Bernardo, quando siamo arrivati cronologicamente? Scusi che l'ho interrotto. Metà settembre. Siamo arrivati a metà settembre? Penso di sì. Quindi è tutto vorticosissimo, è velocissimo, perché lei dice che l'ha sentito ad agosto, l'offerta. Sì. Quindi a metà settembre, io lo dice a Senese che servono st'altri 100? No, io prospetto il problema a Bernardo e Bernardo dice che devo parlare con Senese. E quindi lo prospetto io davanti a Bernardo il problema, io però lo prospetto. Ok. Non Bernardo. E gli dice sempre il discorso dei giubbini, certo. Neanche stavolta gli dice sono immediatamente realizzabili, si vende subito, per spingerlo a dare No, l'unico problema che gli sottopongo è che dobbiamo ritirare prima possibile, perché sennò perdevamo la partita. Lui, Senese, da che era uno recalcitrante, che era tassativo, con Barretta, invece dopo pochi giorni che ha dato i primi 100, lei ci parla e si decide a dare gli ulteriori 100, senza avere rassicurazioni sull'investimento. C'era sempre Bernardo che garantiva l'operazione. C'era sempre Bernardo che garantiva. Quindi questo lo rassicurava, dice lei? Penso di sì. Mi pare che avesse anche detto che non sarebbe riuscito a rientrare dei primi 100 se non avesse acquistato i Colmar per poterli poi... Però sti secondi 200... I secondi 100, non 200. Colmar, 100 più 100 a questo. I secondi 100. I secondi 100, scusi, però questi 200 arriviamo a ottobre, vengono restituiti a Senese? No, vengono restituiti una parte a fine novembre. Fine novembre. E scusi, l'affare The Squire, è all'inizio di novembre. È all'inizio di novembre. Lei ha detto ottobre-novembre prima, più o meno la stessa cosa, non voglio questionare. Sì. Quindi parte l'affare The Squire quando ancora non si è chiuso l'affare Colmar? Tecnicamente sì. No, perché lei mi dice... Senta, la seconda d'azione, 50 nella pasticceria e 50 a Casoria. Sì. Senese dice da dove vengono questi soldi? No, la provenienza proprio. No. E anche lì lei non ha sospetti che possano essere provento, o più sospetti, scusi, sospetti in quel momento... Ha dati lei, ha nozioni per sapere da dove provengono? No, in quel momento no. In quel specifico momento no. Ma lei sa che Senese fa un'importante attività, diciamo, lo dico io, scusi se ho detto importante, ha un'attività, fa altro? Quale? Cosa fa? Cioè ha a che fare, commercia caffè, commercia macchine, cosa sa lei dell'attività imprenditoriale di Vincenzo Senese? Ma lui faceva, penso che dove trovava una forma di guadagno faceva qualcosa, perché ad esempio pure nel campo petrolifero, non so, che si è messo una volta, aveva contatti per la benzina e quant'altro. Quindi lei sapeva che aveva affari nel campo della benzina? Ma dopo è venuta siamo a novembre-dicembre questa cosa qua. Ok. The Squire, quant'è la provvista che è quella a casa del nonno? Sì, 200.000. Senta, ma ad oggi, rispetto a questo capitale, lei ha ridato tutto o Senese deve avere qualcosa o ha avuto di più? Deve avere qualcosa. Più o meno? Mi sembra 140-150.000. E questo è quello che disse durante gli interrogatori. Se poi l'interesse cammina, allora di più. Senta, poi c'è un'ulteriore d'azione, o sbaglio? O meglio, c'è un problema di altri 40.000 euro, che poi per lei è un autonomo capo di imputazione. Sì. Questi 40.000 euro... Sì.
No, questa operazione qua però io la prospetto prima a Sorrentino a Vestiti, sì, di Invicta. Quando siamo arrivati come tempi? Febbraio, ma in quel genere. Febbraio-marzo 2018? Sì, sì. Ok, allora? Che poi mio zio non sa niente, si arrabbia pure di questa situazione. Oh, ma lei dice perché servono st'altri 40.000 euro? Sì, 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 sì. Dice la verità? Sì. No, ma poi li abbiamo comprati di Mic, avvocato. Guardi, perché lei nell'interrogatorio disse che lei non disse la verità su quello che servivano questi 40.000. Allora, se poi le faccio la contestazione, se se lo ricorda già così evito. Sorrentino e Vestiti sapevano che io dovevo comprare Invicta. In realtà? In realtà che cosa? Dovevo usarli per altro o no? No, abbiamo comprato Invicta, una parte l'abbiamo comprata. Come? Una parte l'abbiamo comprata Invicta. Infatti quell'operazione è stata chiusa velocemente, pagato l'assegno di 64.000 euro. O non risulta pagato il ruolo di l'assegno. Leone qual era in questa ultima operazione dei 40.000 euro? Di? Il ruolo di Leone. Tonino Leone? Quello della Svizzera? Sì. No, nessuno. Era Leone Antonio. Leone Antonio. Antonio detto Toni. Ma io Toni Leone, quello lì di Roma, lei mi dice? Sì. Esatto. No, ma quello lì ne parliamo stiamo parlando di aprile-maggio, quindi sempre maggio 2018. Sì, sì, sì. Ma anche lì c'è stato un dare e avere di soldi. Di Tonino Leone? Sì. No. Ci dica lei. Cioè, quando io prendo i soldi di Tonino Leone. Quindi lei prende dei soldi da Tonino Leone. Ma io non ho, come non avessi mai preso quei soldi. Come? Non avessi mai preso quei soldi. E come non le spiego? Li ha restituiti a Vincenzo. Sì, fino ad idea mentre lei stava a Roma andando Nord. a Verona Sì, a Roma Nord. Sì, a prendere sì, gli Invicta. Sì. No, posso precisare CS più mini. CS più mini. Che cosa succede? Che lui mi dice vicino a me, dopo che mio zio si era spostato da questa situazione, come possiamo recuperare i soldi che mi devi dare? E io dico, se mi aiuti, poiché la VEM stava già in difficoltà e stava ammazzata, dissi se mi dai una mano a comprare qualcosa, facciamo un po' di recupero e un po' di guadagno. E lui mi disse, allora adesso ti faccio sapere. E mi disse vicino a me, scendi giù, vai. No, io già stavo giù. Mi disse vicino, passa da Leone perché mi deve dare questi 50.000 euro e li ritiri tu. Infatti Leone mi dà 40.000 euro. Chiama a Senese e dice non sono 50 ma sono 40 che sto dando a Barretta. Sì. Ma dico, lei gli prospetta un affare diverso a Leone? No, Leone dell'affare non sa niente proprio. E quando lei dice qui in questi interrogatori a pagina 22, no? Sì. Io questi 42.000 la faccio tutta per 42 o 40? Questa è un'altra cosa, avvocato. Ah, ecco, allora mi dica di questa. No, di che cosa, mi scusi? Di questa dei 42.000. 42.000 è Invicta, un'altra volta siamo qui. Come? 42 più 15. Sono quelli di marzo 2018. 42 più 15. I 15 io non li ho da Sorrentino e Vestiti perché loro li scalano sul debito. I 42 li ho e devo restituire 64. Dico, ma Senese le dà altri 40.000 euro a marzo 2018? Sì, no? È logico. Benissimo. E lei dice perché servono questi 40.000 euro a marzo 2018? No, perché lo sapeva Vestiti e Sorrentino, però era sempre per abbigliamento. Allora scusi, io le dico cosa ha detto. Se vuole sapere... Avevo bisogno, dovevo chiudere delle situazioni in banca. Sì. Le dico la verità, gli avevo detto una bugia a lui, sarebbe Senese. Sì. Gli ho detto che mi servivano per fare un affare, ma questa non era la verità. Perché in quel momento la società stava proprio messa male, che poi il fatto di stare male a Vincenzo, eccetera, eccetera, eccetera. Lei se lo ricorda che ha fatto questa dichiarazione? Al pubblico ministero ho fatto questa dichiarazione? Lei l'ha fatta, non io. Al pubblico ministero, sì. 42.000 euro che io ho preso era per... Allora, specifichiamo sono i 42 di questa cosa o stavi... È un capo di imputazione questo. Sì, e dico... Di riciclaggio suo di 40.000 euro. Sì, ma dico questi 42... Lei li attribuisce alla difficoltà della VEM o lo attribuisce... No, io non attribuisco niente. No, perché la VEM aveva tanti di quei problemi che non ci volevano 42.000, ce ne volevano 420.000 euro forse. La sostanza che mi interessa rispetto a un investimento a Senese, no. Lei ha detto a lui. Ma di che dei 42 stiamo parlando? Sì, dei 42. No, io... Forse gli ho detto le bugie su tutta una cifra, ma non tutti i 42. Beh, io per può completezza, essere... Sì, comunque il PM le dice
Comunque noi ritiriamo invicta per questo capo di imputazione abbiamo 42.000 euro che Xenese le consegna a marzo 2018. Sì. Questa è la contestazione che le facciamo. Sì. Questi 42 che mi contestate, lui mi dà 40 che prendo io, sono quelli di Antonio Leone, Toni. Questi 42 del 2018 a me li ha dati, credo, a casa sua, se non sbaglio, a Roma, sì, a via Pazzano. Glieli ha dati perché? Avevo bisogno, dovevo chiudere delle situazioni in banca, le dico la verità, gli avevo detto una bugia a lui, gli ho detto che mi servivano per fare un affare, ma non era questa la verità. Ma avvocato, però posso dire, Presidente, secondo me stiamo facendo un errore, sono i 40 e i 42 di quello che sta dicendo lei, perché se lei mi dice 40 è una cosa. E allora faccia la precisazione. No, allora i 42 servivano per tamponare un debito, i 40 per comprare il CS Piumini. Ma quindi le ha dato 82.000 euro Senesi a marzo 2018? Avvocato, mi ha dato 42 a marzo e 40 me l'ha dati Leone a aprile-maggio. Che poi lei ma io sto parlando di Senese ora, sto parlando di... cioè qua è chiara la contestazione. No, lei forse non la domanda... Mi scusi, posso ribadire, la domanda sua che non è chiara, perché lei mi dice che ho preso 2 volte 40.000 euro. No, guardi signor Barretta, io vivo da 30 anni molto bene perché sono chiaro quando faccio le domande. Allora mi faccia la domanda chiara. Quindi lei mi dice che ho preso 80.000 euro. Non facciamo giochi delle 3 carte. No, che 3 carte? Faccia rifare la domanda. Mi faccia di nuovo la domanda. No, guardi, la domanda lei l'ha capita benissimo. Io le sto parlando dei soldi ricevuti da Vincenzo Senese a casa di Vincenzo Senese a via Pazzano. Questo dice lei, 40.000. Quelli va pagato un debito. Come? Quelli là vanno pagati un debito in banca. Ha pagato un debito in banca. Sì. Lei ha pagato un debito. Quindi qua lei, quando ha detto al pubblico ministero avevo bisogno di chiudere situazioni, le dico la verità, gli avevo detto una bugia, gli ho detto che mi servivano per fare un affare, ma questa non è la verità, qui al pubblico ministero ha detto una bugia. No, ho detto la verità. Quindi non gliel'ha dati per dare un debito, per coprire un debito, gliel'ha dati perché pensava di fare un affare. Sostanzialmente, avvocato, poi lui li prende e si a Senese gli ha detto che serviva per un affare, ma poi invece ha chiuso un debito sostanzialmente. Mi scusi un attimo. Se no siamo ipocriti. No, aspetti. Le ha fatto una contestazione per ricordarglielo, c'è stato questo equivoco tra i 40 e i 42.000, ma lei l'ha sostanzialmente confermata, cioè i 40.000 glieli ha dati a casa pensando che si trattasse di un affare, quantomeno lei così glielo ha prospettato, e lei li ha ricevuti pagando poi un suo debito. Posso precisare una cosa? Che quei 40... possiamo chiarire se gli ha prospettato un affare, quindi falsamente, oppure se abbiamo sbagliato o se è sbagliato quello che lei fa. Ma mi scusi un attimo, che affare, posso essere invece preciso? Uno che prende 64.000 euro una settimana, 7.000 euro di interessi, che gli interessa a lui che affare vado a fare io? Mi scusi se faccio questa domanda. Guardi, questa poi quando discuteranno lei farà spontanee dichiarazioni, farà la ringa in sua difesa. Io non tengo un problema. Io prendi 40.000 euro per pagare un debito. Per me il 90% di quelle cose che dice lei sono illogiche, ma non è il modo questo di approcciare. Io le sto chiedendo se quello che lei dice è qua. Mi sono fatto dare 40.000 euro da Senese, gli ho detto una bugia perché gli ho prospettato un affare e invece ho pagato debiti miei. Questo è vero o non è vero? È vero, e io dopo che ho pagato debiti faccio anche le restituzioni dei soldi indietro a Senese. Quindi lei gli prospetta che deve fare un affare, gli dice una bugia a Senese e invece li utilizza per i fatti suoi soldi. Sì, allora vale pure per i Colmar questo. È stato un po' leggermente faticoso. Ma questo allora vale pure i Colmar. Si attenga all'argomento per il quale c'è la domanda. Mi scusi, Presidente. Senta, ma sti Senese, che dice lei sapevo della droga eccetera eccetera, che venga a sapere dopo. A lei le hanno mai proposto di comprare droga, di vendere droga? No. Ma lei ha in quel periodo, oltre a questi affari, mi hanno proposto altro però. Mo ce lo dice, glielo chiede il pubblico ministero e ce lo dirà. Certo. Intanto, guardi, questi metodi così, poi no, ci divertiremo quando discutiamo. No, certo. Che poi... Mi dica. In quel periodo, no? Lei aveva altre attività commerciali o faceva solo questi affari di investimenti, Colmar, di Squire, eccetera, eccetera? Solo abbigliamento. Solo abbigliamento. E questo fino a quando fa solo abbigliamento? Fino a quando non ho la prima misura cautelare, 2019. Lei non ha attività commerciali di altro tipo, quindi ci sta dicendo?
Nel 2019 avevo aperto un'altra attività commerciale. Ce lo può dire quale? Il Lido. Cosa? Un Lido. Oh. E dove era sto Lido? A Riccione. E sull'altro versante, sulla costa tirrenica, non aveva attività di locali pubblici? No, solo quello. In questi anni l'unico locale fino al pubblico. 2012 ho avuto locali, ho avvocato. Fino al 2012. Ho avuto locali a Forte dei Marmi, a Madonna di Campiglio, a Peschiera, a Desenzano, ne avevo 6 contemporaneamente. È un business che conosce. Certo. Lei sa se in questi locali che gestiva lei c'era traffico di sostanza stupefacente? Sì, ognuno c'è stato a Forte dei Marmi. C'è stato un episodio di questo tipo? Sì. In che periodo? 2010, 2011, quegli anni là. E successivamente invece in tutti gli altri locali no? Che io sappia no. Lei è mai rimasto coinvolto in questi processi per violazione della legge stupefacenti dentro il suo locale? Sì, a Forte dei Marmi. Per un'intercettazione telefonica, se lo vuole, devo essere specifico? No, quindi quello che vuole. C'è un'intercettazione telefonica di uno che veniva a fare il PR nel nostro locale, che dice: porto delle persone del tuo locale a fare la cena, consumeranno della cocaina, gentilmente non mi dare problemi. Io dico sì, non ci sono problemi, vengono e fanno... Quindi questa è la sua ricostruzione del fatto. Il dato che mi interessa è che le chiedo: lei è stato condannato per un suo coinvolgimento? Sì, 9 mesi. E riguardava una cessione di sostanza stupefacente dentro il suo locale? Sì, spaccio... Sì. Senta, solo per questo c'aveva questo accompletamento o aveva altri titoli di reato che le venivano contestati? Un altro titoli di reato. Si vuole tenere il segreto o lo vogliamo dire al tribunale? Ma sempre in questa vicenda di Forte dei Marmi? No. Ah, in altre vicende? Sì, uno era un locale per stalking a Rovereto e un altro per truffa. Non si ricorda altro? Altri titoli di reati non se li ricorda? Può essere che in gioventù li ho fatti, ma li ho cancellati. No, coevamente rispetto al problema della droga e tutto il resto. Che io ricordi no. No. Siccome lei nel suo interrogatorio, incalzato, ne do atto dal pubblico ministero, fa proprio cita un articolo del codice penale, l'articolo 609 bis. Sì. Se lo ricorda? Certo. Ed era condannato anche per questo? Già l'ho detto. No, per la verità non l'ha detto. No, stalking 609. Va bene, poi lo vediamo. Lo stalking. Sì. Stalking non è il 609 bis. No, invece sì, è per tentata violenza. Sì. Ci riguarderemo il codice. Sì, lo puoi riguardare. Senta, un ultimo chiarimento. Sì. Gaglione è suo zio diretto, cioè perché era compagno della sorella di sua madre, ho capito bene. Sì. E quindi avete un ottimo rapporto? No, assolutamente. E poi dice che stava a casa sua. No, ci dica lei, no, io ho capito così. Mi devi dare l'asso del tempo dell'ottimo rapporto, gentilmente. No, me lo deve dire lei, io non lo so. No, se lei mi dice fino al 2000... Lei avevo capito, siccome lei ha detto Gaglione sta a lungo a casa mia, io pensavo che uno che tiene uno a casa sua aveva un ottimo rapporto, però tutto può essere, pure che uno tiene un nemico giurato. Non aveva un ottimo a rapporto. casa, io l'ho incontrato di nuovo nel 2017. Dopo 27 anni, quando è uscito dal carcere, che l'ha chiamato una volta. Sì. Quindi quando intende dire che non aveva un buon rapporto era perché non vi vedevate da parecchio non ci vedevamo proprio. Sì, perché è stato detenuto 24 anni Gaglione. Sì, ma non sono mai andato a trovarlo e mai neanche scritto. Ma lei ha sbagliato secondo me, guardi, perché l'umanità non c'entra niente con i No, io veramente non avrei mai fatto, tutto le posso dare come colpa, tranne che andava a trovare uno zio. Anzi, le dico, le do una colpa che non ci è andato a trovare. Vuole un giudizio morale. Detto questo, perché non vuol dire che uno va a trovare uno zio che fa i reati, che fa i reati. Penali, avvocato Placanica, i giudizi morali sono del tutto avulsi dai procedimenti penali. Vediamo la domanda. Sì, prego. Allora, quindi Gaglione poi recuperate un rapporto. Sì. E con Senese Vincenzo può chiarire bene com'è parente, perché è strettissimo pure, no? Sì, sono la moglie di Michele Senese e la sorella di Gaglione. La mamma di Vincenzo Senese e la sorella di Gaglione. Quindi voi eravate proprio nipoti diretti, cioè tutte e due eravate figli di lei della sorella, no, ho ragione il PM, lei era affine, figlio della sorella e lui è comunque zio diretto, diciamo, non zio alla lontana. Sì. Senta, e Gaglione, che quando esce dal carcere, se lo ricorda? 17 dicembre 2017.
quindi quando c'è il momento della fibrillazione. No, la fibrillazione viene prima, a novembre. Cioè la fibrillazione dice Vestiti, Sorrentino e Senese? Sì, a novembre. Ok. Poi esce Gaglione, e Gaglione, lei l'ha detto prima, questo può essere sintetico, si mette in mezzo, diciamo, fa da pacere, stempera soprattutto rispetto al nipote o no? No, prima viene chiamato, allora Vincenzo chiama D'Angela, la figlia di Gaglione, e dice che quelli di Milano vogliono un appuntamento con lui, vanno a Roma il sabato, si vedono tutti e tre e gli espongono il problema che ho creato. Poi dopo che è successo? Il Gaglione dopo una quindicina di giorni chiama me e mi fa andare a Roma e vuole sentire l'altra parte. Senta, io le voglio fare la domanda finale, ma Senese che dice oggi lei deve ancora avere 140.000 euro, che ha prestato 200 e 200 e 40 eccetera eccetera, una minaccia a lei gliel'ha mai fatta? Vincenzo Senese? No. Non gliel'ha mai fatto una minaccia? L'unica cosa, ci sono delle intercettazioni, cioè ci sono dei... ci sta l'intercettazione? No, ci sono dei messaggi vocali che devo recuperare sul telefono dove lui dice che io devo dare i soldi indietro, se no finisce male, roba, questo sì. Ci sono Quindi gliel'ha fatta o non gliel'ha fatta una minaccia a lei? Sì, ma quando lui, le dico la verità, quando lui lo diceva tra ridere e scherzare, però le ha fatte. Ah, ora perché lei, come ha detto un attimo fa, aveva detto anche nell'interrogatorio molto esteso che rende al PM. Tiri sulla mascherina. 48, lei dice Vincenzo. La mascherina. Scusi. Vincenzo a me non mi ha mai minacciato, e aggiunge voglio essere chiaro, che è esattamente quello che ha detto appena io le ho fatto la domanda. Certo. Ma è così, quindi? Posso essere chiaro pure io? Lei l'ha detto, voglio essere chiaro. Adesso, lei secondo lei lo diceva per essere chiaro, non è che lo diceva. Le dico, allora, lui a me non mi ha mai fatto. Poi che cosa è successo? Quando io sono tornato a casa ho recuperato il mio telefonino, quello lì che mi avevano sequestrato, diciamo, e ho trovato dei vocali che adesso si sono adesso il tecnico mi sta cercando di recuperare. Ci sono dei vocali abbastanza pesanti di Vincenzo nei miei confronti, che spero di recuperarli e di portarli al tribunale. Cioè lei adesso mi sta dicendo che la sua percezione è che non l'ha minacciata, allora lui personalmente ha appreso che ci sono dei vocali che invece conterrebbero è così? Ci sono dei vocali fatti su WhatsApp che lui dice mi devi dare i soldi indietro. Allora, avvocato, se lei vuole scusi, quando ha fatto questo interrogatorio il 25 settembre del 2020, sti vocali non li conosceva? Ecco, lei non l'aveva sentiti già i vocali? No, perché avevo il telefono sequestrato, avvocato, per una procedura. Quindi io i vocali, diciamo, tecnicamente non li avevo. Però se io le faccio una precisazione, se lei vuole sapere se Vincenzo mi ha mai minacciato di dire di morte, ecco, a me non mi ha mai minacciato di morte. Mi ha fatto, diciamo, che mi dovevo muovere a tornare i soldi indietro, che mi dovevo muovere a fare certe cose perché ci sono delle problematiche in famiglia, devo correre, muoviti, queste cose sì, diciamo, era abbastanza... Cioè è stato incalzante ma non l'ha minacciata. Allora, se io devo dire che Vincenzo diciamo ti ammazza, no, non mi ha mai detto questa frase qua. Me l'ha detto Giancarlo Vestiti, ma lui no. Non ho altre domande, grazie Presidente. Chiedo scusa se mi devo allontanare per andare, resta l'avvocato Lucaroni. Va bene. Scusate, grazie. No, prego. Antonio, scusa. Presidente, avvocato Luguoni, solo per ragioni, credo che l'esame della signora Pezzini non si possa tenere oggi per ragioni di tempo, quindi le chiedo se può allontanarsi e lo renderà alla prossima udienza. Va benissimo, Grazie lo renderà mille. alla prossima udienza, la informerà lei della prossima udienza. Sì, che va è 21 bene? giugno se non sbaglio, che è qui presente. Sì, però se sta andando via adesso noi chiudiamo alla fine con le udienze, giusto? Quindi la informerà lei che invece rimarrà fino alla fine. Esattamente. Va bene. Grazie. Presidente. Allora, prego, avvocato Lippi? Che è l'avvocato di? Lippi. Avvocato Lippi, difesa di Tonino Leone. Sì. Buonasera ormai. Buonasera. Senta, sì. A me servono dei chiarimenti, se possibile, tenendo anche sotto controllo le date. Sì. Perché le uniche due date certe che io ho davanti agli occhi riguardano i due finanziamenti che la VEM ha ricevuto dalla Sofirege, che lo ricordo sono il 28 di luglio del
del 2017 sì, per 166.000 euro, sì, e il successivo 1 settembre 2017 per 164.000 euro. Preciso, perfetto. Mi scusi, il primo, avvocato Lippi? 1 settembre? No, il 28 luglio 17 per quanto? Per? 28 luglio 2017 166.000 euro, secondo versamento 1 settembre 2017 per 164.000 euro. Sì, giusto. Quindi teniamo a mente queste due date e un'altra, ovvero il maggio del 2017. Maggio del 2017, sì, che è la data in cui lei, proprio all'inizio, no, del suo esame, ha detto che versava in una condizione di fatica economica. Fine maggio, sì. Fine maggio lei versava in una condizione... No, facevamo fatica a chiudere le fatture e ad andare, diciamo, a chiudere delle partite di abbigliamento, non è che stavamo morendo. Quindi aveva bisogno di denaro? Per chiudere alcune operazioni sì. Per chiudere alcune operazioni sì. Ed erano quindi degli acquisti che aveva fatto in precedenza, doveva saldare delle fatture per della merce che aveva già ricevuto? Alcune sì, alcune no. E di quanti soldi le sarebbero occorsi a fine maggio per rientrare da questa posizione di debito? 150.000 euro, penso. Con le banche parliamo? O con i fornitori? La VEM aveva un'esposizione debitoria, volevo sapere di quanto... Avvocato, dobbiamo distinguere l'esposizione bancaria e quella, diciamo, penso, dei fornitori. Mi scusi se le dico questa cosa. Perché allora, con i fornitori era di vari milioni di euro, con le banche pure erano di vari milioni di euro, quindi lei mi dica... Perfetto. Vabbè, ha risposto, insomma, era un'esposizione importante. Sì, certo. Qui a maggio, a fine maggio. Sì, fine maggio. Poi arriviamo a questa figura di Tonino Leone. Sì. Io vorrei sapere, sì, prima quindi del primo finanziamento, sì, come è saltata fuori, in che periodo e in che termini la figura di Tonino Leone. No, Tonino Leone, a me la figura di Tonino Leone mi viene prospettata quando io prospetto a Vestiti e Sorrentino l'affare diciamo che devo fare di Goldman della prima dazione di 2.600 pezzi. Che periodo siamo? Luglio. A luglio? Sì. L'inizio di luglio? Più o meno metà luglio, inizio luglio, sì. E lei in quel momento che cosa fa? Dice a Sorrentino e Vestiti, mi servirebbero dei soldi, questo? Dico, devo comprare dei Colmar, come a volte loro mi avevano dato a comprare delle cose, però parliamo di operazioni di poco. E in questo caso di quanti soldi aveva bisogno nella confidenza fatta a Sorrentino e Vestiti per l'acquisto di questi giubbini Colmar? 300 e passamila euro. E quindi loro le rispondono, guarda, c'è Tonino Leone che loro mi dicono che c'era un amico in Svizzera che avevano fiduciario che ci poteva aiutare. E questo amico è Tonino Leone, giusto? Sì, vengo a sapere dopo che è Tonino Leone. Certo. Senta, io adesso le mostro un contratto, sì, redatto in lingua francese, sì, di un paio di pagine. Sì. Quello lì che avevamo pure noi. Quello che abbiamo noi. Se lo ricorda? Sì, sì, certo. Senta, a me un primo elemento che balza all'occhio... Sono 628.000 euro. Ecco, esatto. Perché dovevamo fare due operazioni. Una si chiudeva con Colm e poi si apriva un'altra. Quindi, ritornando un passo indietro, certo, l'aiuto nel rendere il più virtuosa possibile la sua deposizione. Certo. In realtà con Sorrentino e Vestiti aveva manifestato l'esigenza di un importo maggiore rispetto ai 330.000 euro. Sì, certo. Perché erano due operazioni. Erano due operazioni. Sì. Di cui aveva già parlato con Sorrentino e Vestiti, che sì, quindi erano informati sulle operazioni che lei avrebbe voluto sviluppare, no? con questa liquidità. Sì. Bene. Le arriva il primo bonifico che abbiamo detto è di 166.000 euro. Sì. Poi vabbè, dopo specifico quali sono le operazioni. Sì, poi intanto ci arriviamo. Sì. Le arriva il primo versamento di 166.000 euro. Sì. Quindi appena le arrivano i 160.000 euro, lei diciamo che potenzialmente avrebbe dovuto ricevere fino a 628.000 euro. No, il primo dilazionamento era 330.000 euro, dovevamo ricevere la prima partita di merce. Poi dopo che era arrivato tecnicamente la merce, avevano dato la differenza, diciamo.
Io le sto chiedendo, visto che il contratto, perché redatto in francese, presenti, rimettano alle parti l'esatta determinazione delle modalità di estinzione del finanziamento. Io le sto domandando, queste quali erano? E le ho specificate. La prima erogazione, arrivava la prima tranche di merce della prima operazione, arrivava effettivamente la merce a terra, quindi vestiti e sonetino e poi avrebbero dato il là per continuare l'operazione. La merce da chi era acquistata? Dalla PEM. Chi era il fornitore, intendo? Mi sembra che era direttamente Colmar, tramite la Bulgaria. In questo momento sì. E quando arriva la merce? No, non arriva la merce. Non arriva mai? No. Non sarebbe mai arrivata? No, sarebbe arrivata se non ci fossero state problematiche nella VEM. E quando sarebbe arrivata? Senza problematiche, se a suo avviso? Settembre. Quando avrebbe dovuto cominciare quindi a pagare il finanziamento della Sofirege? Non mi ricordo. Settembre? La prima sì, perché noi dovevamo chiudere tutto entro settembre e ritornare, vendere, perché era della merce vendibile, dovevamo vendere la merce e chiudere subito, diciamo, settembre la situazione, settembre-ottobre. Perché avvicinandoci al secondo finanziamento, quello del 1° settembre, lei ha ricordato non più di 20 minuti fa che Tonino Leone non le voleva dare più soldi e che quindi... Io credo che più che Tonino Leone non mi voleva più... finisca lei. Che c'erano dei problemi nell'ottenere questa seconda tranche del finanziamento, giusto? Sì. Perché ci sono questi problemi nel ricevere la seconda tranche di pagamento se la seconda tranche del 1° settembre 2017 e quindi l'accordo era ancora rispettato, no? Perché aveva ancora il tempo per pagare? Perché quindi ad agosto, in piena estate? Perché doveva arrivare, noi avevamo detto a loro, fondamentalmente era Vestiti che non voleva fare il secondo bonifico. Non si fidava. Non si fidava. Senta, il contratto che le ho mostrato è lo stesso, è un contratto che come è stato trattato materialmente? Cioè è stato sottoscritto da lei e inviato per PEC come Guardi, prima? No, è stato firmato da Raffaele, è stato inviato per via mail o per PEC, non lo so. È una cosa che guardava più la segretaria. Io ho guardato solo, diciamo, i termini che dovevamo pagare un 3%, un 2% e la quota di capitale che veniva versata. Quindi mi faccia capire, chi lo ha sottoscritto e chi lo ha inviato? Sofireggi invia a noi. Sì, questo lo so. Quei 2 fogli di carta che ha di fronte a lei. Sì, ha firmato Raffaele e l'abbiamo inviato. Io ho guardato... il cognome, posso saperlo? Arcella. Come? Arcella. Perfetto. Ed è stato inviato a mezzo PEC? Se devo dire la verità, o mezzo email o mezzo PEC. Sì, una delle 2 cose, sì, sicuramente. Senta... Però posso fare una precisazione? Certo. Questo contratto qua che noi abbiamo firmato non viene riconosciuto dalla collega di Leone che sia originale, attenzione. Queste sono delle considerazioni... stiamo parlando di un contratto falso. Io rimetterei... Ma un attimo fa lo ha riconosciuto? Sì, infatti. Io non ho detto però che è falso. No. Perché è falso? Mi scusi, non ho capito. Perché quando viene la collega di Leone, l'amministratrice lì... la segretaria. La segretaria, avevamo fatto vedere il contratto. Meglio. Posso finire? Deve finire, però non deve dire menzogne. No, io avevamo fatto vedere il contratto alla segretaria, disse che loro questi contratti qua non li conoscevano. No, non ho capito. Quando venne la segretaria di Leone qua, se si ricorda, qua a depositare il processo. Ma lei non deve dire quello che hanno detto gli altri, no. Lei deve guardare e dire la sua versione in relazione a quel documento. Non compete a lei valutare quello che dicono gli altri, ha capito? Quindi il contratto. Sì. È il contratto che ha ricevuto da Leone, abbiamo ricevuto, abbiamo firmato. Sofireggi, e che ha firmato Arcello e ha rimandato con PEC alla Sofireggi, con PEC o via email, una delle 2, non so. Come? O via email o via PEC, non mi ricordo bene, perché non è una cosa che facevo io questo. C'era Chiara che faceva questo. Vabbè. Senta, ma lei non fino al 28 luglio del 2017 non aveva mai incontrato fisicamente Tonino Leone? No. Ma non so neanche se è lui quello che abbiamo incontrato. Perfetto, non è questa, è la premessa della domanda. Fino al 28 luglio non l'ho mai incontrato, ma prima del 28 luglio, quindi prima dell'erogazione della prima tranche di finanziamento, ha mai parlato telefonicamente con lui? Io no. Io no? Intende che qualcun altro all'interno, in grembo la DEM, ha parlato con Leone? Non lo so questo, non lo posso sapere. Quindi l'affare che avrebbe... se fosse non credo, perché sennò me l'avrebbero detto. Quindi Leone
aveva ricevuto i dettagli di questa operazione direttamente da Sorrentino e Vestiti, immagina? Sì. E poi lo ha incontrato a Lugano, ha detto non sa se è lui, non lo sa. A questo punto se il contratto non è lui, figuriamoci se può essere lui quell'altro. Senta, prima ha detto che quell'incontro è durato 10 minuti, poi ha detto 30-40 minuti. Sì, una mezz'oretta. Una mezz'oretta. In questa mezz'oretta, cioè tolti i 7 secondi piacere Barretta, piacere Leone, residuano 29 minuti e 40 secondi almeno. Che cosa vi siete detti? Fondamentalmente abbiamo detto perché non mi vuole dare la seconda dilazione della tranche, e Vestiti continuava a dire che io non ero preciso nel secondo. Quindi c'era anche Vestiti? Sì. Però un attimo fa, non so se ricordo male, aveva detto che erano in vacanza? No, ho detto... ha sempre detto che c'erano anche Vestiti e Sorrentino. L'ho sempre detto. Lei nel ricordare che era il 1° settembre del 2017 ha detto me lo ricordo perché c'era Vestiti che stava in vacanza e dovevamo farla, un'altra parte. Io ho detto, voglio essere chiaro, ho detto dovevamo fare l'appuntamento a fine agosto, dopo Ferragosto, però uno stava in vacanza, l'altro stava in vacanza, siamo incontrati due giorni prima che veniva fatto il bonifico. Dove eravate a Lugano? In un bar. In un bar. E lei sa dove lavora Tonino Leone? A Ginevra, mi sembra. Quindi si è spostato apposta per lei, diciamo? No, io sapevo che loro stavano scendendo con tutte e tre. Scendendo da dove? Da Ginevra. Da Ginevra, per andare a Lugano? No, per andare a Milano. Per andare a Milano. E dopo l'incontro, quindi in questo incontro mi stava dicendo che vi siete detti? Niente, c'era questa situazione di stallo del bonifico perché chissà se arriva la merce, chissà non arriva. E dissi sì, non si può. Poi Sorrentino, avallava di che arrivasse la merce e alla fine dissero vabbè facciamo il bonifico. E senta, quindi in quell'occasione lo ha rassicurato il Tonino Leone? Più che rassicurato, l'ha rassicurato Sorrentino. Però anche lei lo rassicurava? Sì, anche io, certo. Ho detto che sarebbe arrivata la merce. Sorrentino lo rassicurava perché lei rassicurava Sorrentino? Tecnicamente sì. Sì. Una rapidissima parentesi, la truffa per cui è riportato condanna nel 2019, sì. Ma aveva ad oggetto una condotta posta in essere nell'ambito dell'attività della vendita o dell'acquisto di merce d'abbigliamento? No. Le posso chiedere? Del bar, è una cosa del bar. Del bar. Però sempre economica, una truffa in cui... Sì, ma che non c'entro, tra virgolette, se vuole sapere... Non un'utilità astratta? No, era un'azione che ho preso in pagamento, l'ho girato dalla società e quant'altro è risultato smarrito, denunciato. Ok. Senta, quindi torniamo al 1° settembre, ha detto l'incontro era a settembre, no? Sì. E lo rassicura, infatti subito dopo fa il bonifico. Sì, dopo 2 giorni. Ecco, 2 giorni. Da quel momento in poi lei che cosa fa? La merce non arriva e quindi... Tamponi i debiti. Come scusi? Ho tamponato i debiti della PEM. Ha tamponato? I debiti della PEM. Quindi con i soldi che le sono stati dati, sì. Parliamo di 330.000 euro, sì. Lei li utilizza in tutti? No, ritiro 800 blaure, mi scusi. Ho ritirato 800 blaure quei soldi là. Ho ritirato anche della merce. Che però non era inerente a questa dilazione, le dico la verità. Quindi è possibile, mi domando, no? Certo. Che Sorrentino e Vestiti si siano resi conto, no? Che lei quei soldi... Mi lasci finire, per cortesia. Mi scusi. Perché se no non si capisce nulla. No, certo. Quindi probabilmente Sorrentino e Vestiti nello sconsigliare, no? Nell'interrompere il finanziamento del loro conoscente Tonino Leone, lo avranno sconsigliato, no? Da procedere ad ulteriori erogazioni di denaro perché lei magari si era saputo, oppure magari lei avrà detto loro che aveva utilizzato quel denaro non per l'investimento dei giubbini ma per ripagare i finanziamenti. A dire la verità non gli ho detto che ho fatto altro, se sono sincero. E sente, prima quando ha detto che nel ricevere un finanziamento, adesso non l'aveva datato con precisione quindi non lo so datare, lei era stato quasi ammonito, no, del fatto guarda ti do questi soldi ma non è che ci devi andare a ripianare i debiti, devi farci un business, no? Secondo lei, non l'ho detto lei, su quale... lei ha detto che nel ricevere un finanziamento era stato ammonito più di una volta, ha detto guarda adesso ti diamo questi soldi ma non fare che ci vai a ripagare i debiti perché sennò non te lo diamo il finanziamento te lo diamo soltanto se con no, sto chiedendo si ricorda questa dichiarazione che ha fatto faccio la domanda. Come? Faccio la domanda. Ecco, questo pregiudizio che aveva il soggetto erogante nei suoi confronti da cosa derivava secondo lei?
Ma secondo me dalla problematica che si era saputo in giro che potessi avere io in quel momento, può essere. Ho capito. Quando la società, posso esprimermi, quando la società ha sempre pagato puntuale, ha sempre fatto tutto puntuale, e poi nel 2017 incomincia a avere delle problematiche nell'ambito nostro, quelli là diciamo che si conoscono, ne siamo pochi e si viene a sapere. Erano conosciute le problematiche della PEM? Che la PEM stava avendo una fase recluta. Sì, perché le spiego anche perché, Presidente, perché noi per la prima volta che avevamo sempre pagato gli assegni in prima presentazione e quant'altro, capita che quando arriva l'insoluto di ITB a metà agosto, noi avevamo un assegno che dovevamo pagare di 65.000 euro a Chris Confezione, sarebbe Pingo, e non riusciamo a pagarli, diamo l'impagato. Quindi quando tu nell'ambito dell'abbigliamento fai una situazione di questa, una società, una SPA, non è che ci vuole un minuto a sapere che abbiamo dato un impagato su una società così forte. Che poi dopo abbiamo pagato, con i penali però abbiamo pagato. Infatti da qui incomincia proprio la fase più delicata. Senta, nel presentarle Tonino Leone, quest'ultimo, come le veniva descritto? Un socio? Chi era? Guardi, io mi devi dire il lasso di tempo, all'inizio o a dicembre? All'inizio, un investitore che aveva una fiduciaria che faceva operazioni finanziarie. E cosa le avevano detto? Che avevano già fatto altre operazioni con lui di finanziamento in Italia? Sì, avevano fatto qualche operazione con lui, sì. E certo, se no come me lo presentavo? No, poteva essere anche la prima in Italia. Non lo so quando ne hanno fatte. Lo so, non ipotizzi cose che non sanno. No, non lo so, infatti non lo so. Senta, quindi nel presentarglielo, nel presentarle Tonino Leone, si erano raccomandati di seguire in modo corretto il finanziamento? Sì, questo sì, che non dovevamo sbagliare. Quindi prima di presentarlo ci sono raccomandati diverse volte di essere puntuale? Sì. E lei aveva rassicurato loro dicendo che l'affare era certo, diciamo? Sì, perché io tecnicamente speravo che non tutti questi insoluti non avvenissero e quindi io riuscivo a liberare quel famoso castelletto nelle 3 banche che potessi erogare, cioè autofinanziarmi da solo senza andare. Infatti la seconda dilazione di tranche, tecnicamente, se si fosse incassato tutto in modo giusto, non c'è neanche bisogno. Senta, quindi era quasi un accordo extracommerciale, diciamo, quello con Sorrentino e Vestiti, quasi come dire: guarda, noi te lo presentiamo a condizione che tu lo rispetti. Ma guarda che Sorrentino e Vestiti guadagnavano sull'operazione di Colma. Adesso ci arriviamo, infatti. E qual era l'interesse di Sorrentino e Vestiti che a suo avviso questi avrebbero avuto nel finanziamento di Tonino Leone a lei? C'è l'interesse alla Sofiregge o il guadagno tra me e Sorrentino? Il guadagno Sorrentino Vestiti? La metà della vendita dei giubbini. Cioè se guadagnavamo 18 dovevamo dire 9 euro a testa, faccio un'ipotesi. Se erano 20, 10 euro a testa. Questo era perché era... Tra me, Sorrentino e Vestiti. Poi la Sofiregge prendeva il 2, 3, non mi ricordo quanto era, una percentuale, un tasso normale. Quindi, ritornando all'incontro a Lugano, lei a Leone o a quel soggetto che le è stato presentato come Leone, non lo sapremo mai forse, che questa persona, no, le ha mai detto: guarda, tu della vendita, del guadagno dei giubbini Colma mi devi dare la metà? No. A Lugano no, non l'hai mai detto. No, lui, Tonino a me? O Sorrentino e Vestiti? Tonino? No. Parlavamo solo di questa, cioè noi siamo anzi non è, di questo aspetto qua non abbiamo proprio parlato, parlavamo solo dell'erogazione della seconda ondata. Cioè del guadagno già era scritto nel contratto, non dovevamo specificare che cosa andava a comprare. Il guadagno dei giubbini era solo tra me, Sorrentino e Vestiti, basta. E se posso chiederle, certo, questa operazione finanziaria, diciamo quasi triangolare, di Leone che finanzia, di Sorrentino e Vestiti che avrebbero avuto un'ingerenza, no, nello sviluppo del commercio, no, di questi giubbini, a lei andava bene o andava male? È una cosa che ha saputo fin dal principio, detta lei? Sì. E a lei andava bene? Sì, era un'operazione finanziaria, certo. Come? Era un'operazione finanziaria pulita. Quindi anche se doveva dare la metà del guadagno, lei andava bene? Sicuramente era meglio delle altre operazioni che avevamo fatto con Sorrentino e Vestiti, sicuramente. Anzi, questa forse era quella più tranquilla e normale, se lo vuole sapere. Senta, ma quando lei ha assunto questa obbligazione di 330.000 euro, no? Sì. Lei... No, veramente l'abbiamo assunto, come dice lei, per 600 e passamila euro.
meglio ancora. 628. Quando ha assunto questa obbligazione, che poi si sarebbe arrestata, no? Per i motivi che ci siamo detti, lei già aveva in mente il proposito di utilizzare quel denaro per ripianare una posizione debitoria, oppure era orientato a fare questo affare con dei giubbini Colmar? No, io ero orientato a fare l'affare giubbini Colmar. Certamente con una parte di 100.000 volevo ripianare, diciamo, delle fatture che non avevo pagato, e quindi poi di anticipare i 100.000 che andavo a coprire. Era tutto in automatico. Quindi una parte li avrebbe utilizzati, no, se ho capito bene, una parte li avrebbe utilizzati per questa attività. Chiudere gli insoluti che potevano essere, e quindi ricapitalizzare i 100.000 e i 230.000 totalmente. Alla fine io non toccavo niente dei 330.000. È chiaro, no, l'operazione? Senti, lei da quanti anni è nel settore dell'abbigliamento? 30 anni quasi. Ho cominciato a 16 anni. A 18 anni facevo il rappresentante per manifatture da dato a Barletta. Ma quando la DEM ha restituito 25.000 euro alla Sofirej, questa è stata l'unica restituzione che c'è stata? Sì, mi sembra che l'ho detto, dall'Unicredit, mi sembra. Infatti la domanda, io per farle capire la domanda, c'è stata il 15 novembre del 2017 ed è un finanziamento che tra l'altro nella documentazione che ho depositato all'attenzione del Tribunale lo trovate. Quindi l'unica restituzione che c'è stata. Ma infatti l'ho detto. Senta, 15 novembre del 2017, la domanda: lei a novembre del 2017 già sapeva che non le sarebbe stata erogata la terza tranche del finanziamento oppure no? Sì, già si erano rotti i giochini. Quindi già erano 330 punto? Sì, punto. Quindi non era un tentativo magari per... No, assolutamente. Già si era rotto, diciamo, l'equilibrio. E quindi lei non ha neanche provato questa domanda? Assolutamente. Le chiedo, lei non ha mai provato neanche dopo l'erogazione dei 25.000 euro a domandare a Sorrentino Vestiti o a Leone stesso di magari poter accedere? Che io mi ricordi, no, ma non era proprio mio, cioè, secondo me, come sono fatto io non sarei andato a chiedere. E il 15 novembre 2017, ripeto, data dell'unica restituzione, lei aveva già utilizzato il denaro per ripianare parte della sua posizione debitoria oppure era ancora in attesa dei giubbini con la possibilità di ottenere un utile? No, era saltata l'operazione Colmar. Era già saltata? Sì. Però appena salta l'operazione Colmar, quando è che è saltata? Settembre. E per saltata lei cosa intende? Che gli hanno detto non arriverà Sei troppo in ritardo. Come? Ero in ritardo. Quindi le dicono è saltata. Con la Colombo SPA, sì. E lei però aveva ancora dei soldi ricevuti dalla Svizzera? Quando le dicono che era saltata l'operazione? No, avevo ripianato sottolineo, avevo comprato una partita di Blauer. Gliel'ho detto già questa cosa qui, che avevo già pagato con la prima tranche di soldi di Giulio. E poi avevo sempre nella prima tranche avevo chiuso un debito e poi quando mi è arrivata la seconda tranche ho pagato l'assegno di Pinco che era stato impagato al 20 di agosto da documentazione poi per vedere, e una parte poi l'ho usata ancora per ripianare i debiti che aveva la VEM. Quindi lei tra il 1 settembre del 2017, data della seconda erogazione della seconda tranche, e la data del primo pagamento, l'unico, del 15 novembre 2017, lei 330.000 euro della Sofirej già non li aveva più. E sempre in quel periodo, avendo esaurito la risorsa finanziaria della Sofirej e avendo comunque un accordo, no, di restituzione del denaro, si era impegnato in altro modo per tentare di ottemperare a quell'obbligazione assunta? Stavo cercando di capire come ritirare più merci possibile per vendere, per sopperire questo debito che avevo con la Sofirej, ma non ci riuscivo. Non ci riusciva perché non aveva più liquidità? No, non ce la facevo perché stavo andando proprio in sofferenza la VEM. Vorrei chiarire, non è il fatto che io non voglia ritirare la merce, è perché proprio incominciano a esserci dei problemi proprio tecniche per non ritirare la merce. Senta, i soldi che arrivano dalla Svizzera, di chi erano? Lo sa o non lo sa? In primo luogo erano della Sofirej, una finanziaria, che quindi di questa persona che loro mi hanno bilantato Tonino Leone. Poi quando vado a ripianare, diciamo, la situazione con gli assegni, quindi c'è del credito, Vestiti mi dice che i soldi sono pure loro.
Questo io lo dice a dicembre. Sì. Però a dicembre, mi corregga se sbaglio, ma non sbaglio, era già intervenuto questo atto di cessione del credito del 30 novembre 2017. Sì, però ancora devo fare gli assegni. Non ho capito. Ancora dovevo fare i titoli. Perfetto, però era stato firmato la cessione del credito il 30 novembre 2017 e a dicembre Sorrentino e Vestiti le dicono: quei soldi li devi dare a noi, corretto? Allora. Sì o no? Posso essere chiaro nella spiega? Prima può dire sì o no e poi la spiega. No, è perché la devo spiegare. E la spieghi allora. Allora, io quando firmo la cessione di credito, sì. Io mi impegno a pagare la Starline che dovrebbe pagare la Sofiregge. A quel punto là Sorrentino e Vestiti dicono: paghiamo noi per te per non fare una brutta figura con Tonino e Leone. Quando io vado a fare gli assegni a dicembre, Vestiti dice: guarda, in questi assegni io adesso già abbiamo anticipato i soldi noi per non fare una brutta figura con il nostro socio che è in Svizzera. Quindi questi assegni io i soldi li voglio indietro, perché questi soldi sono pure i nostri. Sono stato chiaro adesso? Certo, erano dei soldi che Sorrentino e Vestiti hanno restituito per suo conto, quindi per conto della VEM, li hanno dati alla Sofiregge. Così ha detto lui. Io non ho contezza se sono stati dati indietro. Qui abbiamo della documentazione. No, io non lo so. Non quindi... deve interessare. Adesso sto chiedendo sì. se ho capito bene. Sì, è giusto. Quindi... per fare una bella figura con Leone. Come? Per fare una bella figura loro con Leone. Quindi per fare una bella figura con Leone, sì. O comunque per non fare una brutta figura, se possiamo essere meglio, un po' più precisi, le dicono: guarda, noi Sorrentino e Vestiti restituiamo i 330.000 alla Starline, facciamo una cessione del credito, così che alla Sofiregge, così da chiudere un cerchio. Quindi la domanda è: ma questa cessione del credito era fittizia, era inventata? No, c'era proprio un contratto. C'erano dei crediti veri, legittimi alla base di questa cessione, oppure è stata tutta una trovata per organizzare questa restituzione? Io penso che è stata tutta una trovata. Se vuole sapere il mio pensiero. Vabbè, ma il suo pensiero non ha rilievo se lei è a conoscenza di elementi oggettivi che le consentono di fare questa affermazione. Faccio una valutazione, se i soldi erano tre fatture di società, insomma. Sì, veritiera. Sì, però se i soldi sono i tuoi significa che tu hai inventato tutto per recuperare i tuoi soldi. È chiara la cosa, no? Se io mi invento di recuperare, che pago il debito alla Sofiregge, giusto? Io dico, per fare bella figura con l'avvocato pago io il debito, poi alla fine mi dici, devi pagare gli assegni perché i soldi sono i miei. Va bene, ma questa è una sua valutazione. Andiamo avanti con un'altra domanda. Senta, era tutto reale comunque, erano società reali, assegni reali. Certo. Senta, ma quindi a dicembre i soldi glieli chiedono Sorrentino e Vestiti, quindi non gliel'ha mai più chiesti Leone? No. A parte qualche email mandata a settembre della restituzione del bonifico, no? Che io sappia. Che non ho mai visto queste email. Però me lo diceva Chiara, me lo diceva che arrivava qualche email da Leone. Sì. Poi però c'è stata la restituzione da parte della Starline e quindi lei è divenuto, diciamo, debitore della Starline. Sì. Ha restituito denaro alla Starline? 100.000 euro su quei soldi, già l'ho detto. Quando lo ha restituito? 50 a dicembre, 25 a gennaio, un altro 25 tra febbraio e marzo. Posso chiedere questi soldi come... Con assegni bancari. Con assegni bancari. Con assegni che ha incassato Starline. C'ho anche le fotocopie. Senta, prima ha fatto riferimento ad una operazione che D'Alessandro le avrebbe offerto, diciamo. A me non mi ha offerto niente. No, ha detto sto andando in Svizzera, ma a me mi ha detto 10.000 euro. No, a me mi ha chiesto 10.000 euro. Le ha chiesto 10.000 euro per un'operazione? No, in prestito. Ah, un prestito senza... Se avevo 10.000 euro da prestargli perché avevo un assegno da pagare, cioè mi disse, mi giri 10.000 ti faccio un assegno e poi con gli incassi dei negozi te la pago. Si fa nel nostro ambito, ovviamente. Come? Senta, il processo che attualmente è pendente a Napoli, lei è persona offesa? Sì. Ma è un processo che... Lo sono venuto a sapere dopo, attenzione. Dopo di questo qua. Non lo sapevo neanche. Quindi lei non ha denunciato nessuno a Napoli? Assolutamente. Ma
Si è costituito parte civile? Assolutamente. Assolutamente sì? No. Assolutamente no. No, perché posso essere preciso, certo. No, perché sono venuto a saperlo in ritardo, ecco. Sono parte offesa per 600.000 euro, da quello che mi risulta dalle carte che mi hanno girato. Sempre per estorsione ed usura. Lei è stato in Svizzera soltanto una volta? No, parecchie volte. In Svizzera. Però Leone l'ho incontrato soltanto una volta. Sì, quello... E a Ginevra è mai stato a Ginevra? No, però ho dato della merce per i negozi a Ginevra, della maglieria. Mi sembra che già avevo specificato pure nell'interrogatorio, quando inizio a conoscere a Sorrentino, viene a comprare la maglieria per i negozi che aveva Unior Moda, una cosa del genere. Senta, forse già gliel'ho fatta la domanda, mi scusi se già gliel'ho fatta. Certo. La cessione del credito del 30 novembre 2017 sì. Non è stata in alcun modo prospettata a lei dal signor Tonino Leone? Oppure sì? No, non ha prospettato Sorrentino e Vestiti. Soltanto loro? Sì. E non le hanno mai detto, ci ha detto Leone di fare così? No. No, che io mi ricordo no, però no. Guardi, io per il momento non ho nessun'altra domanda. Vabbè, le voglio dare il contratto indietro. Questo adesso lo depositerei, quindi ci penso io, passo da lei e lo deposito, però prima il microfono rappresento al Tribunale che mi sono permesso di fotocopiare tra tutti quei faldoni le pagine che interessano questa vicenda, dove abbiamo le settembre, 28 luglio e 1 settembre, cioè i due bonifici. E poi abbiamo anche le restituzioni della Starline alla Sofirege per conto della BEM. Sono tutte quante, qui c'è scritto restituzioni, con l'unica restituzione della BEM e poi a seguire tutte le restituzioni della Starline. Va bene. Insomma, è una cortesia. Quindi la difesa ha estrapolato dalla documentazione già prodotta dal Lega nel presente verbale documentazione attinente all'odierno controesame. Grazie Avvocato, unitamente al contratto di finanziamento del 26 luglio 17. Va bene, il Tribunale acquisisce. Prego. Ragazzi, potete darlo ad Anna Pia? Grazie. Prego, Avvocato. Sì, buonasera. Dica il suo nome. Romano, difensore di Papa. Volevamo semplicemente riepilogare e chiudere, se possibile, questa vicenda Colmar, che è l'unica vicenda che ci vede interessati. Lei ha detto quindi che c'è questa prima operazione, parliamo dei prima 100.000 euro, quelli che le vengono consegnati nell'ufficio del signor Papa, che era finalizzata ai Colmar. In che modo era interessato il signor Papa o l'azienda del signor Papa alla vicenda dei Colmar, dei giubbotti Colmar? Un'amicizia con Papa. Era sempre interessato Bernardo perché cercavamo sia io che lui. Si è spento il microfono. Mi scusi. In quella vicenda io e Bernardo, mi permetto di Papa, abbiamo sempre cercato di trovare quei prodotti appetibili, Colmar, di Square, come può essere Frigidaire, Invicta, cioè quei marchi che sono facili vendibili sul mercato. Certamente. Quindi era una cosa normalissima. Sì, però voglio dire, in realtà era la VEM che li acquistava, no? Sì. Poi l'interesse di Papa qual era? A ricevere la merce. Quindi la VEM poi li avrebbe venduti a Papa? Certo. E qual era il prezzo di questi giubbotti? Mi sembra che era intorno a 69 euro, non mi ricordo, guardi, 69... Diciamo, come ordine di grandezza. Era un'operazione da 200.000 euro diviso... Noi li vendevamo intorno ai 100 euro. Intorno ai 69 euro mi venivano i giubbini, perché poi c'era una media prezzo. Sì, ma poi lei li rivendeva a Papa allo stesso prezzo? Attenzione. Papa li vendeva e dovevamo dividere i guadagni. Cioè, quindi la merce arrivava direttamente a lui? Arrivava a me e poi lo consegnava a Papa.
Ma noi, in poche parole, perché io e il signor Papa facevamo degli investimenti insieme, quando compravamo insieme io non è che li mettevo il ricarico sopra, dopo lui gli arrivava la merce giù e la dividevamo, lui si fidava tecnicamente. Quindi diciamo, se questi giubbotti costavano 60 euro, arrivavano a 60 euro al signor Papa, lo stesso prezzo. Certamente, è normale, io non mettevo nessuno ricarico, anzi lui voleva anche visionare, a volte può essere lì da presente, le fatture di carico, proprio per fargli vedere per essere certo che lei insomma non che io pagavo quella cifra lì. Molte volte è successo questo. Poi forse anche per i problemi che lei aveva avuto in precedenza sorgono delle difficoltà per consegnare questi giubbotti, no? Ora, non ci nascondiamo, c'è una circostanza che è abbastanza decisiva per quanto ci riguarda, che è quella della effettiva consegna di questi giubbotti. Ci può dire esattamente come è andata relativamente alla consegna di quanti dovevano essere questi giubbotti? I giubbotti devono essere 2004, 2006, dottoressa, per essere precisi. 2004-2006. Sì. Ma c'era anche un'altra consegna in mezzo che dovevamo fare di altri giubbini, però non mi ricordo bene. Comunque sì, però, di Colma 2004-2006, parliamo della specifica, Sì, anche perché lei ha detto che Papa si propone di fare da garante di questa operazione nei confronti del Senese a condizione che fosse limitata all'affare Colmar, quindi a condizione anche dell'arrivo dei giubbotti. No, lui lo specifica, io garantisco solo se arrivano i Colmar. Solo se arrivano i Colmar. Questi Colmar poi sono arrivati, no, quando e quanto? Allora, da come ho letto pure, loro dicono io dico che sono arrivati 695 Colmar sono arrivati. Chiedo scusa, io devo fare una premessa per lei ed è anche un chiarimento nei confronti del tribunale. Lei più volte nel corso del suo esame ha detto ho letto, ho visto queste 695 Colmar arrivano, 695 Colmar arrivano a Bernardo. A Bernardo? Sì. Ci può dire quando è accaduto questo? Fine novembre, perché in realtà dalle intercettazioni che sono state anche trascritte novembre adesso ci sono intercettazioni anche del 7 di dicembre del 2017 in cui si dà atto del fatto che questi giubbotti in realtà non sono mai arrivati ed è anche lei che lo commenta al telefono con Senese. Come mai Bernardo dice vicino a Senese? No, lei lasci stare quello che dice Bernardo. Io le sto chiedendo se lei è certo di questa circostanza, perché in realtà lei parlando sia con Papa, il quale a un certo punto... Mi puoi identificare questa telefonata? Sì, adesso credo. Il quale a un certo punto dice anche di tirarsi fuori dall'affare proprio perché i giubbotti non arrivavano e lo stesso vale nei contatti ripetuti che ci sono tra lei e Senese in cui si dà che questi giubbotti in realtà non arrivano. E siamo, per esempio, qui c'è una telefonata che 11 dicembre 2017, lo dico per il tribunale, 11 dicembre. Il 1531/17, il progressivo è 18.320. Qui, nel corso di questa conversazione lei commenta il fatto che in realtà questi giubbotti non erano arrivati. Adesso ha detto che erano arrivati già a novembre. Sì, tra novembre e c'è la testuale, intercettazione a disposizione? Perché io qui c'ho diciamo una sua valutazione riassuntiva. Diciamo non la mia, quella della polizia giudiziaria per la verità. Va bene. Comunque abbiamo l'integrale, quindi non è un problema. Che dice tutti i Colmar o solo una parte? Aspetti, qui si parla dei cose, non solo, ma a un certo punto lei dà atto a Senese che parte di questi giubbotti sarebbero in arrivo, ma che lei intenderebbe destinarli diversamente perché l'operazione sarebbe stata più remunerativa per poi destinare al Papa la partita successiva. E anche qui siamo ancora all'11 di dicembre. Quindi, però la domanda qual è? Quindi voglio dire, come spiega questo contrasto tra quello che sta dicendo oggi
e il contenuto di queste conversazioni? Però aspetti un attimo, diciamo tecnicamente noi la divergenza la possiamo rappresentare in relazione a dichiarazioni che lui stesso ha fatto nell'ambito del procedimento, la difesa glieli legge. Non è una contestazione. Questa non è una contestazione, no. Allora richiederebbe una precisa conoscenza che lei, di una intercettazione che lei in realtà ha interpretato, quindi diciamo che la domanda in questi termini è nociva, perché diciamo sulla base di una sua interpretazione o valutazione induce l'esaminato a determinate risposte, quindi in questi termini la domanda non è ammessa. Scusa Presidente, non è una mia interpretazione, dica questa allora. È così come viene riportata anche nell'ordinanza di custodia cautelare che voi avete cioè legga proprio il passo. Il passo è se tu mi appoggi, se vuoi facciamo le cose fatte per bene. Questo chi è che parla? È Barretta che parla con Senese e che gli dice? Dice questi qua li vendiamo, liquidizziamo e già ci stanno altri 4.000, voglio ritirare 4.000, glieli diamo a lui 2.000 e lui ci dà i soldi a noi. Posso intervenire io però? Lei deve intervenire. E mica sta scritto che non le ho consegnati queste intercettazioni, mi scusi, perché io le dico io una cosa a lei, se mi posso permettere. C'è un'intercettazione dove Bernardo dice io restituisco a Senese. Ma ancora questa intercettazione di Bernardo? Lasci perdere. Bernardo al Senese restituisce 70.000 euro. No, ma l'avvocato le ha chiesto. Lei da dove l'ha presa, scusi? Da dove l'ha presa? No, ma non è che l'ha letta, lui gli dà proprio 70.000 euro. Perché quando in sua presenza. Queste domande sono inammissibili, le sue dichiarazioni sono inammissibili perché lei sta commentando degli atti processuali e non le compete. Perché lei non è un tecnico giurista di questo procedimento, lei è un dichiarante. Quindi lei non deve commentare quello che ha preso nel processo, deve dire quello che sa. Se non lo sa non lo dice, se non lo vuole dire non lo dice. Non interrompa Barretta. Stia al suo posto. Benissimo. Allora, vediamo un'altra domanda. Quindi questi 695 giubbotti che lei asserisce sarebbero stati consegnati al Papa nel mese di novembre del 2017, se ho colto bene il senso della sua risposta. Fine novembre. Fine di novembre. Quindi il controvalore di questa fornitura qual era? 70.000 euro. 70.000 euro, però questo è un risultato che mi pare incoerente rispetto al prezzo a cui ha fatto riferimento prima. No, per restituire i soldi al vincente le avevamo venduti quasi pari i giubbetti. Chiedo scusa, lei dice che questi giubbotti costavano 69-70 euro. Quindi diciamo 70.000 euro mi sembra una cifra esuberante rispetto a questo. Quindi il pagamento del prezzo è avvenuto a lei? No. Quindi Papa avrebbe dato 70.000 euro a Senese Vincenzo sì. E quindi si sarebbe assottigliato il debito. Certo. Ma nei rapporti tra lei e Papa questa partita come è stata regolata? Come è stata? Regolata. No, andavamo a scalare dai 200.000 euro che avevamo preso da Senese. Allora, voglio dire, i 200.000 euro Senese li consegna a lei. Sì. Okay? I primi 100 in presenza del Papa, i secondi 100 con le modalità che abbiamo detto, ci ha rappresentato prima. Ora, lei dice, Papa ha ricevuto questi giubbotti, abbiamo una documentazione relativa, come avveniva la consegna? Veniva dall'estero, andava direttamente dal Papa o passavano dalla Venere? Arrivava a me e poi li portava a Papa. Quindi lei, nel momento in cui vengono portati questa merce al Papa, sì. C'è una documentazione, perché nella nostra noi abbiamo fatto fare una verifica e non risulta questa documentazione. Se non c'è, secondo lei non c'è questa documentazione? Diciamo, non c'è questa documentazione perché molte volte aspetti un attimo. Sì. Lei questi affari con Papa li giustificava, questi investimenti che facevate insieme, la merce arrivava da lei non applicava ricarico e la mandava a Papa, la vendevate insieme e il guadagno era diviso a metà. Perfetto. Ma di questo passaggio di merce da lei a Papa c'era una documentazione? Parecchie volte, Presidente, noi non c'è documentazione in che senso, ci facevamo delle fatture. Del passaggio vi facevate delle fatture per regolare i rapporti tra voi? Sì, perché molte volte Bernardo mi anticipava gli assegni e io anticipavo le fatture in banca a scadenza per anticiparmi dei soldi, quindi era tutto un giro. Il passaggio di merce da lei a Papa era giustificato con delle fatture? Sì, certo. Allora le dice la difesa,
Dove stanno queste fatture? Ci sono queste fatture, esistono. Lei ricorda che sono state fatte delle fatture per questi 695 giubbotti Colmar al Papa? Ma parecchie volte io a Bernardo gli consegnavo, li sto giustificando, parecchie volte gli consegnavo della merce e non facevamo delle bolle. Per dire che non ci sono? Probabilmente no, perché avevamo giustificato in altra maniera l'anticipo dei soldi, anche perché quelli erano soldi a nero, quindi non ci potevano essere documentazioni. Mi scusi se le faccio stare. Mi scusi, questa merce, questi 695 giubbotti arrivano dalla Bulgaria, se ho capito bene? No, arrivano dalla Serbia tramite la Slovenia. Serbia arriva con una documentazione con CMR, sì, ce l'abbiamo noi, sì, ce l'abbiamo e questa attesta il trasporto presso la sua azienda. Sì, a volte consegnavamo anche direttamente a Bernardo quando ritiravamo nelle logistiche. Quindi in questa circostanza noi dovremmo trovare o una consegna fatta direttamente dal fornitore serbo o attraverso la sua azienda. Questa documentazione lei ricorda di averla emessa? Esiste nella contabilità della sua azienda? Di carico sicuramente, di scarico non lo so. Di carico sicuramente presso di lei? Sì. Però non è certo che esista la documentazione di consegna al Papa? Sì, però voglio precisare. Prego. Se noi abbiamo preso i soldi a nero, quindi non era documentabili quei soldi, lui l'avrà venduti in un certo modo, Bernardo. Io sto facendo un altro ragionamento. No, non lo so, dobbiamo verificare, non lo so. Esiste la documentazione che comprova la consegna di 695? Però le ha risposto, non lo so. Avvocato. Questo non è in grado di dire. No, non sono in grado, in questo momento no. E per quanto riguarda invece la sua partecipazione al guadagno, per quanto riguardava poi la vendita di questa, lo avete regolato questo rapporto, lo avete definito, sia pure senza traccia? No. Cioè, Papa si è venduto questi 700 giubbotti, le ha riconosciuto un guadagno? No, perché dovevamo correre per tamponare i debiti che avevamo con Senesi, quindi di guadagni secondo me per vendere velocemente li ha venduti 70-75 mila euro, non mi ricordo. Ma però lei dice secondo me perché lo sa o è una considerazione postuma che sta facendo in questo momento? Io che mi ricordi sicuramente, lui mi dice che dà 70.000 euro indietro a Vincenzo, questa è una cosa che mi ricordo sicuro. Lui mi disse che aveva dato 70.000 euro indietro a Vincenzo, sì. Però della vendita dei giubbotti che cosa le ha detto Papa? Che aveva venduto i giubbotti. E non le ha detto quanto aveva ricavato? Adesso non mi ricordo, però qualcosa aveva ricavato sicuramente. E lei non ha reclamato la sua parte di utile? No, è stata data a Vincenzo. Che utile vuole avere che noi siamo in difetto di 200.000 euro? Mi scusi, però voglio dire, siccome il debito nei confronti di Vincenzo continuava ad averlo lei... No, avevamo in due il debito. L'avevate in due? Sì. Quindi... Però tecnicamente ce l'avevo da solo perché ero io in ritardo. Esattamente, questo voglio essere chiaro. Quindi il suo debito nei confronti di Senese si riduceva a 130.000 euro relativamente a questa partita, a prescindere dal fatto se il Papa avesse realizzato o meno una utilità. Certo. E lei questo non l'ha mai reclamato? No, ero in difetto nei confronti di Papa. Pure se avesse... Lei era in difetto nei confronti di Papa? Certo, è normale. E per quale motivo era in difetto? Mi ero presi i soldi, non avevo consegnato i Colmar, più difetto di questo, mi scusi. No, ha detto che li aveva consegnati. Solo una parte, ma dovevamo consegnare per 200.000 euro di Colmar. Quindi, quanti ne doveva dare complessivamente al Papa? 2.600, 2.400. Quindi l'intera partita 2.600 pezzi, sì, 2.400-2.600 pezzi. Non è stato consegnato l'intera partita. Va bene. Al momento non. E quella prospettiva che lei ha detto della vendita che ricavavamo di più era di un altro fornitore, ma nella seconda ondata dei Colmar, non nella prima, voglio specificare. Quindi per questa era previsto che voi non avreste guadagnato nulla? No, dovevamo guadagnare 10-15 euro a Giubbino. Se fossero stati consegnati tutti 2004, tuttavia essendo stati consegnati 693, il ricavato di quella vendita il vostro assistito l'ha dato a Vincenzo Senese a titolo di acconto in restituzione della maggior somma dovuta. Voglio specificare un'ultima cosa a favore. Però è chiaro. Dica. Bernardo molte volte vuole tirarsi via da questa situazione perché era in ritardo, attenzione, voglio essere chiaro, perché Bernardo in questa storia qua c'entra ben poco, solo nella prima parte, nella seconda parte è colpa mia che sei in ritardo, non è colpa di Bernardo. E in più volevo anche dire, seconda parte a cosa si riferisce? Nella restituzione dei soldi e della merce. Ho capito. Quindi è anche quando diciamo Senese ci consegna i soldi,
È colpa sua perché a lei 2004 pezzi non arrivano perché in parte ci paga i debiti suoi della Veneto. Certo. Nella sostanza questo vuole dire. No? Sì, giusto, Presidente. Senta, un'ultima domanda. Ma parte dei primi 100.000 euro che lei ha destinato per ripianare i debiti, la parte per comprarsi, ne era a conoscenza il signor Papa di questa circostanza? No, assolutamente. Quindi non sapeva che lei 35.000 euro li avesse impiegati? E devo dire anche un'altra circostanza, che i soldi tecnicamente non transitano nelle mani sue, ma vengono direttamente a me quando se ne si dà i soldi. Sì, e questo vale sia per la prima che per la seconda transazione. Va bene, non ho altre Sono stato chiaro, no? Sì. Presidente, posso avvocato Coppola nell'interesse di Cosentino. Buonasera, chiedo scusa innanzitutto per non avere la toga. Allora, volevo sapere, siccome ha fatto riferimento varie volte alla vicenda della ITB, le volevo chiedere, signor Barretta, se lei conosce i rapporti tra Cosentino e D'Alessandro, Vestiti e Sorrentino, e se ce li può chiarire. Allora, io Cosentino, faccio una premessa, lo conosco da 30 anni perché andavamo allo stadio insieme quando eravamo ragazzi. L'ho visto di sorpresa a un certo punto con Luca D'Alessandro, un pomeriggio erano venuti a vedere la merce. Prima che venisse Cosentino e D'Alessandro è venuto solo Luca D'Alessandro con Vestiti da me. Sapevo che avevano degli affari insieme con Vestiti e Sorrentini di merce, però poi dopo ho scoperto anche di soldi, dopo, però non prima. Allora, ci risulta nel corso delle indagini, è emerso che è stato fatto un incontro presso il suo capannone tra tra Vincenzo Senese e D'Alessandro e Cosentino. Sì. Ci può raccontare un po' di quell'incontro, chi era presente e soprattutto qual è stato il tono della conversazione, chiaramente se l'era presente? Il tono della conversazione è stato, adesso non me lo ricordo, però mi ricordo tranquillamente che, poiché Vestiti e Sorrentino sottolineavano il fatto che i soldi erano della famiglia, quindi anche di Senese, Luca D'Alessandro chiede un incontro con Senese a capannone mio, mi sembra novembre-dicembre, in quell'ambito. Può essere che novembre 2017? Sì, può essere tranquillamente. E dalla sua percezione, anche se non si può parlare di sensazioni, le sembrava che i soggetti Cosentino e D'Alessandro conoscessero Vincenzo Senese o era la prima volta? No, la prima volta che lo vedevo. Che lo incontravo. Anzi, non sapevo neanche che Vestiti e Sorrentino avevano i soldi di Senese in mano. Non erano almeno dalla conversazione no. Non erano a conoscenza di questa. No, all'inizio no. Però faccio una premessa. Dopo Luca D'Alessandro mi chiama e mi chiede un appuntamento se lo può fare con Senese a Roma. Però non so se poi si sono incontrati tutti e due. Ma mi sta parlando di dopo? Dopo questo incontro? Sì, a dicembre, sì. Visto che lei conosceva, insomma, D'Alessandro e Cosentino... No, D'Alessandro non l'ho conosciuto tramite Vestiti. L'ha conosciuto, ok. Ci può dire all'interno dell'ITB, da quello che lei ha percepito, quali erano i ruoli dei due? Luca D'Alessandro, io ho avuto, rapporti cioè era lui che mi chiudeva i conteggi, faceva i conteggi, gli assegni e quant'altro. Se c'era uno spostamento da fare chiamava lui ed era lui che amministrava l'ITB. Alessandro veniva a vedere la merce e la vendeva. Aveva quindi più un ruolo commerciale? Sì. Okay. Cosentino aveva più un ruolo commerciale? Sì, dottore, sì, Presidente. Poi sono stato incuriosito da una riflessione che ha fatto prima su il commercio parallelo, estero. È usanza questa di aprire delle società all'estero per acquistare la merce che in Italia sarebbe... Guardi, avvocato, io sono stato uno dei primi a farlo, quindi poi dopo si sono messi tutti quanti lì, però oggi attualmente per fare questi discorsi qua, almeno quando c'eravamo nella società 2010, bisogna stare in regole e pochi italiani stanno in regola in questa situazione qua. Sì, ma poi devi avere la cosa fondamentale, devi avere, sì, è usanza, ma devi avere una struttura all'estero per fare queste cose qua. Ho capito. E qual è la finalità dell'apertura di queste società? Se ce la può ricordare? Solo per avere i marchi che in Italia non si possono avere perché già ci sono i monomarca. Ad esempio, le faccio un esempio, Stone Island ha i proprio brand qui. Quindi o si compra tramite l'Inghilterra con una società che puoi avere in Bulgaria, in Lituania. In 10 anni ho avuto 4 società estere con 4 appoggi dei negozi tra Estonia, Lituania, Lettonia, Bulgaria e Macedonia. E la Romania è uno di questi paesi che... Certo, sì. Io ho avuto anche a Timișoara, ho comprato una partita, sono stato distributore per Kiwi per 2 anni a Timișoara. Sì. E lei sapeva il fatto che Cosentino avesse una società in Romania? No, vabbè, giusto una precisazione. No. Poi un'altra domanda, lei una volta Luca D'Alessandro mi disse che doveva ricevere un bonifico dall'estero, ma non mi ha specificato da dove. Okay. Quando mi diede
quei famosi assegni. Mi disse, infatti lui sugli assegni mi mise 2 giorni sopra di data perché doveva ricevere questo bonifico. Ha colto la mia attenzione una dichiarazione che lei ha fatto. Lei mi ha parlato di un incontro che lei ha avuto con Luca D'Alessandro che si stava recando in Svizzera. Ho capito bene o ho capito male? No, ho capito benissimo. E questo è avvenuto dopo l'incontro con Vincenzo Senesi? Sì. E che cosa le ha detto il signor D'Alessandro in questo No, passò da me che aveva un problema da risolvere, che sarebbe passato da me, sarebbe passato da Vestiti e poi sarebbe andato in Svizzera. A me mi aveva chiesto 10.000. Cosa andava a fare in Svizzera? Da Leone. Da Leone? Sì. E questo incontro con Leone, da quello che sai chiaramente, c'è stato? Che io non lo so più, cioè poi l'ho perso di vista. Dalle case. L'incontro doveva essere fatto con Vestiti, Sorrentino? No, da solo andava da solo. Andava solo? Sì. Ed era solo da Alessandro o c'era anche il Cosentino? No, solo da solo, lui è passato da me da solo. Ho capito. E un'altra domanda, lei poi ci ha parlato di merce scadente che passavano la Starline, se ho capito bene, ai signori Cosentino e D'Alessandro, ma era merce invendibile. Era merce invendibile? Sì. Io non l'avrei mai comprato. Sì. Io che faccio in grosso non l'avrei mai comprato. E non ho capito perché loro l'hanno comprato. Cioè non c'è una logica a questa. Cioè, io compro per liquidizzare perché devo fare altri giri, però se no non c'è una logica che compro 8 e 25. L'ho fatto io, l'ho detto che l'ho fatto, ma ci deve essere una motivazione. Cioè ci deve essere poi un recupero, ma qua parliamo di migliaia e migliaia di capi. Io mi ricordo che hanno scaricato 20.000 maglie, non mi ricordo di quale marchio, l'hanno comprata a 8 e l'hanno venduta a 5. Come si fa? Cioè tu compri una partita a 160.000 e la vendi a 100.000 euro, stai perdendo 60, cioè non è che stai perdendo 5.000 euro, stai perdendo 60.000 euro. Ma le risulta che Cosentino e D'Alessandro fossero indebitati nei confronti dei signori Vestiti e Sorrentino? Sì. Per questioni commerciali o per altre vicende? Guardi, all'inizio per questioni commerciali, poi dopo loro si sono un po' aperti, mi hanno detto anche per altre questioni. Senta, nel corso del suo interrogatorio, sempre col dottor Minisci, al seguito dell'avviso di conclusione indagini preliminari, lei fa riferimento ad un episodio dove si parla addirittura di un attentato che il signor Vestiti avrebbe fatto al signor D'Alessandro. Ci può chiarire meglio questa circostanza? Perché io non ho capito. Mi è raggiunta una telefonata nel 2018, non mi ricordo l'anno, però mi sembra 2018, guardi, mi ricordo la giornata perché era il giorno della Befana. Sì. Io ero a Porto Venere, io, Emanuele e Vittoria, e mi arriva una telefonata sul telefonino dove mi dice vicino a me hanno cercato di sparare nelle gambe a Luca D'Alessandro. E chi l'ha chiamato? Alessandro mi aveva chiamato. Alessandro Cosentino l'ha chiamato? Sì. Ed era spaventato per questa cosa? Abbastanza, sì. E le ha detto chi aveva tentato di sparare Luca D'Alessandro? Vestiti. E lei può dire che questa azione... Non so se è vero o non è vero, attenzione, di questa cosa. Io non ho compreso. Chiaramente lei ha avuto una conoscenza delle lati della questione. Sì. Però Alessandro Cosentino quando mi ha chiamato era molto spaventato. Infatti io sono dovuto uscire, io ero con un'altra persona di La Spezia, sono dovuto uscire fuori perché strillava per telefono che era spaventato. Ed era, secondo ovviamente la sua percezione, era sempre una questione inerente alla restituzione dei soldi, no? Certo. Perché voglio capire una cosa, lei che conosce qual era la situazione debitoria di Cosentino e D'Alessandro nei confronti di Allora, prima di tutto io penso che il debito si era creato tra Luca D'Alessandro e così, ma si era fatto più da D'Alessandro, perché il rapporto diretto ce l'aveva D'Alessandro con Vestiti, perché Vestiti diceva che D'Alessandro era suo nipote. Infatti quando mi viene presentato la prima volta che compra da me la merce, la prima volta da me, Vestiti dice quali puoi dare fino a 1 milione di euro perché lui è mio nipote, quindi non ci stanno problemi. Ma non mi presenta, Cosentino viene dopo. E quindi lei ribadisce il fatto che aveva un ruolo più commerciale nella vicenda? Io lo vedevo così, perché a me chi mi firmava gli assegni era da Alessandro. Io non ho mai fatto una chiusura conti con Cosentino. E io infatti ho sempre specificato che chi mi crea il problema a me è stato Luca D'Alessandro, che più che Cosentino, credo. Stavano insieme che erano però penso che è questo. E sempre inerente la nostra vicenda, ma lei poi della ITB cosa sa? È una società che è rimasta in vita? Sa se Luca D'Alessandro ha continuato a lavorare? Guardi, ci ho litigato a morte sia con Luca io so che pensa che per via di D'Alessandro mi sono dovuto accusare un debito di D'Alessandro di 100.000 euro, che penso che sa pure Cosentino, nei confronti di Sorrentino, e ho dovuto comprare una macchina a Sorrentino io, 25.000 euro. Se poi Sorrentino dice che non è vero, andiamo insieme alla concessionaria. A Verona l'ha comprata la macchina. Ho capito. E quindi
lei da quello che sa Cosentino ha provato a restituire i soldi, i debiti nei confronti dei signori Vestiti e Sorrentino? Cosentino Alessandro? Cosentino Alessandro. Ed Alessandro? No, Alessandro Cosentino, sto parlando di Alessandro Cosentino. Io so solo che tenevano delle scadenze che io facevano peggio delle mie, veramente peggio delle mie. Nei loro confronti erano abbastanza pesanti le scadenze che avevano loro, da quello che so io. Non riuscivano a pagarmi a me. Quindi... Infatti ogni volta che io parlavo con Alessandro che mi spostavo un pagamento dicevo perché devo pagare l'assegno di Starline. Era sempre lo stesso. Una volta siamo arrivati proprio a 1000 notti Luca ed Alessandro. Eravamo giù a Capannone a Villa Giuliano lì. E quindi lei può dire che le mancanze nei suoi confronti erano dettate quasi esclusivamente dal fatto che dovevano rientrare nei confronti dei signori? Sì, ma so che avevano anche altri debiti in giro. Avevano anche altri debiti? Sì, sì. Ok. Un'ultima precisazione. Diciamo che io ho finito, giudice, per il momento Presidente ho finito le domande. Un'ultima precisazione, volevo sapere se nei processi a cui lei ha fatto riferimento, che è persona offesa a Napoli, è a conoscenza che anche i signori Cosentino e D'Alessandro sono anche loro persone? Sì, lo so. Va bene, grazie Presidente. Ci sono altri difensori che hanno domande? Prego, Avvocato Pecoraro. Avvocato Carlo Pecoraro. Difesa di Sorrentino, giusto? Senta, si indica. Quando suo zio Antonio Gaglione esce dal carcere, quando ha un primo contatto con lui, un primo incontro con lui? Io personalmente? Sì. Fine dicembre. In quel momento il Gaglione aveva già incontrato Vestiti e Sorrentino? Sì. Lei ha detto che ha saputo che gli avrebbero fatto un regalo. Sì. Lei ha fatto un regalo a suo zio? Quando sono andato la prima volta? La prima volta o anche successivamente? Qualche volta gli ho pagato il noleggio della macchina. Quindi non gli ha dato una somma di denaro? No, stava a casa mia in quel periodo. Che denaro gli dovevo dare? Mangiava con me. Questa convivenza fu proposta da lei o da suo zio? No. A dire la verità non mi ricordo bene, forse è più lui che mi aveva detto di stare lì, che mi voleva cercare di attenuare queste situazioni che si erano create. Quindi le propose di vivere con lei? No, non è che veniva due giorni lì, poi andava di nuovo giù a Napoli, non è che stava fissa a casa mia, attenzione. E le spese per il mantenimento di suo zio le sosteneva lei? Sì. Prima ha detto che già prima di questo procedimento lei aveva già fatto ci arriviamo dopo. Mi scuso, ho ricominciato la domanda diversamente. Mi può raccontare nuovamente le modalità e quando ci sarebbero stati degli scontri più accesi, in particolare con il Vestiti, ed il Sorrentino avrebbe cercato di placare un po' gli animi e di fermare il Vestiti? Se devo dire minimo dal 2017 al 2019 minimo 10-15 volte ci siamo attaccati io, Vestiti e Sorrentino. Sì, più che con Sorrentino, specifico ancora con Vestiti, non con Sorrentino. Sì, prima ci ha detto c'è stata un'occasione, poi ci ha detto che erano due, ora ci dice quella di colluttazione. Sì, diciamo le più accese. Quelle di 2 volte. 2 volte, chi era presente? Sorrentino. E basta? E una volta c'era Manuela che erano rimasto fuori dalla porta. Non c'erano mai altri soggetti? Che io mi ricordo no. In una di queste occasioni c'era Vincenzo Senese? Non le dico la verità, che siamo arrivati alle mani, allo scontro, no, mi deve specificare. Le sto chiedendo, una di queste, io ovviamente non c'ero, quindi lo chiedo a lei, in una delle situazioni più accese. Accese c'era qualche volta anche Vincenzo, accese che urlavamo, che facevamo questioni fortemente, sì. Prima ci ha raccontato di un episodio, chiaramente io non so dirle quando, me lo dirà lei. 2016, quello che le ho detto io, il fatto che mi dà i 2 schiaffi. 2016, c'era Vincenzo Senese? No, quello lì no. Quando mi ha minacciato fuori in natura, sì, c'era anche Vincenzo Senese.
Ho già specificato questa cosa qui. Però fuori da Natura Sì quando è stato? Marzo-aprile. No, aspetti, c'è stato 2 volte, marzo-aprile e poi anche a giugno, dopo maggio. Sempre 2017 o 2016? 2018. 2018. Sì. Prima ha detto c'è stato un episodio in cui ripeto, io non so a quale lei si riferisca, me lo contestualizzi lei, sì, in cui il Sorrentino avrebbe cercato di frapporsi fra lei e Vestiti per cercare di tranquillizzarlo. Questo quale episodio è stato? Quando è stato e chi era presente? Quell'episodio è stato una mattina alla Starline. Alla Starline? Sì. E chi c'era? Io, Vestiti e Sorrentino all'ufficio di Sorrentino, perché erano 2 uffici, uno di Vestiti e uno di Sorrentino. Io le contesto che non so se definirlo interrogatorio del 2 marzo 2020, sì, anzi le chiedo anche qual era la data di questo episodio, sì, prima di fare la contestazione. Quando faccio la denuncia di Sorrentino e Vestiti? Tanto se non l'ho preso agli atti del processo ora lo qualifico meglio, ora le sto chiedendo anche quando è successo questo episodio presso la Starline. Ma sono successi, se lei mi la domanda qual è? Aspetti. Questo episodio di cui ci sta parlando, in cui sarebbero stati presso la Starline, Vestiti avrebbe aggredito il Barretta e Sorrentino si sarebbe frapposto. Quando vuole sapere quando è avvenuto questo episodio? Quando è avvenuto? Che io ho litigato con loro, diciamo. Io le ho chiesto quando è accaduto l'episodio in cui il Vestiti si è scagliato contro di lei e il Sorrentino si è frapposto. Ma sarà stato nel 2018, gennaio-febbraio 2018. Ed è successo alla Starline, questo ci ha detto adesso, presso la Starline. Posso essere ma ne sono successe parecchi di questi episodi qua, diciamo. Ho capito, lei vuole uno solo. No, lei prima ci ha detto che è successo una volta, poi ci ha detto che è successo 2 volte. Vuole sapere quello in cui si è frapposto. Frapposto è stato quella volta lì alla Starline. Quell'episodio è stato. Sì. Ok, allora io faccio riferimento all'interrogatorio del 2 marzo 2020. Interrogatorio che ha fatto riferimento prima dicendo di aver denunciato Vestiti e Sorrentino prima dell'inizio di questo procedimento. In quella sede lei però interrogato... aspetti, avvocato, lei sta facendo menzione di un interrogatorio del 2 marzo 2020 che quindi non può essere stato reso. Però agli atti, io l'ho trovato agli atti. Ma agli atti nostri non può essere. Agli atti nostri non può essere perché non attiene a questo procedimento, quindi la contestazione non la può fare in relazione ad atti di una... acquisito dal pubblico ministero, io l'ho trovato negli atti di questo... È stato prodotto dalla difesa quando c'è stata l'eccezione di incompetenza territoriale, ma a soli fini procedurali, non certo nel merito. Esatto. A soli fini procedurali. Sì. Quindi diciamo che non è utilizzabile nel se merito. Se no lo utilizziamo pure in questo procedimento qua, penso. Lei faccia silenzio perché non le compete la valutazione sull'eccezione. Mi scusi. Prego avvocato, faccia la domanda. Io al suo posto, trovato... Barretta, si ricordi di stare sempre al suo posto. Mi scusi, Presidente. Prego avvocato. Va bene, quindi se non posso fare la contestazione passo avanti, ma verificherò comunque se fosse anche agli atti della procura, perché io ricordo di averlo preso nel fascicolo del pubblico ministero. Comunque faccia un'altra domanda. Cosa voleva fare emergere? Depositato dalle difese, credo anche al riesame pure, quindi nella procedura incidentale, ma per gli stessi fini per cui poi è stato prodotto agli atti del dibattimento, non è stato acquisito da noi, insomma. Va bene, però anche se tecnicamente non è nel nostro procedimento, il suo campo di interesse atteneva a che cosa? Cioè cosa voleva evidenziare? Volevo operare una contestazione su questo episodio. Cioè che l'episodio non si sarebbe verificato nel 2018, giusto? No, volevo al di là della data che la discrasia è minima. Cosa le risulta? Racconta che questo episodio sarebbe avvenuto presso il capannone della VEM e sarebbe stata presente anche una terza persona che lei non conosceva. Le viene in mente qualche cosa al riguardo? È stato
Sì, ma Capannone a Villafranca. Sì, sono venuti un paio di volte lui e Sorrentino. Forse nel parcheggio della PEM è successa questa situazione qua, se non voglio ricordare male. Poi è possibile, sì. Quindi non è capitata alla Starline, non è successo alla Starline. Anche alla Starline è successo. Cioè sono stati vari. Però Presidente, no, però questo modo di procedere no, Presidente. Sì. Allora, ha detto che sono venuti più episodi, ha spiegato quello della Starline e ha spiegato quelli di Villafranca. Inutile che poi se diciamo che c'è a Villafranca non c'è quello della Starline, perché c'è anche quello della Starline. No, ma non è un modo di fare, non si procede così. Io ho chiesto in quale episodio Beschiti si è scagliato contro il Barretta ed il Sorrentino si sarebbe frapposto. Mi ha detto che è successo una volta, ora sono diventate due. Se sono diventate due, diciamo che sono diventate due, se ne era scontata una. Non che la difesa fa la domanda in maniera impropria. No, la domanda non è in modo improprio. Abbiamo compreso che il suo campo di interesse è capire questo episodio in cui Sorrentino si sarebbe frapposto, ma il testimone, poiché ha detto, l'imputato, chiedo scusa, poiché ha detto che sono stati vari gli episodi, adesso non è in grado di individuare quello in cui Sorrentino si è frapposto, sebbene ce n'è uno in cui Sorrentino si è frapposto. Quindi va bene, insomma, quello che mi ricordo proprio bene. Aspetti Barretta, sì, questo è emerso. Quindi andiamo avanti con un'altra domanda. Nel denunciare prima di questo procedimento le pressioni di Sorrentino e Vestiti, lei ha mai citato anche il senese Vincenzo fra i soggetti che le avevano dato del denaro? Ma scusi, avvocato, l'ha detto, ha riferito su questi punti, quindi non ho capito. No, precedentemente all'inizio di questo procedimento, nella sede in cui ha denunciato il Sorrentino e il Vestiti, ha fatto riferimento anche alle dazioni di denaro del senese Vincenzo? Ha denunciato anche il senese Vincenzo? No, non c'è stato modo, perché le dico io dovevamo continuare l'interrogatorio, poi è nata la pandemia e hanno chiuso i carceri il 9 di marzo. Il senese Vincenzo non l'ha denunciato? No, assolutamente. No. Allora, andiamo alla vicenda del denaro che le fu erogato dalla Sofirece. Sì. Prima ha detto che lei non disse a Sorrentino e Vestiti che aveva ripianato parte dei suoi debiti con quel denaro. Sì. Questa è cosa non gli ha detto. Che cosa gli ha detto invece per giustificare il mancato arrivo dei Colmar? Oppure gli ha detto che i Colmar erano arrivati e li doveva vendere? Insomma, che cosa gli disse per giustificare la mancata restituzione del denaro? Per un certo periodo gli ho detto che sarebbero arrivati, poi dopo gli ho detto la verità, che ho ripianato i debiti. Ah, quindi gliel'ha detto? Certo. Avvocato Lugo Boni, può tirare sulla mascherina? Chi altri c'è? L'imputato dietro è Cosentino, tiri anche lei su la mascherina, ce l'ha? Ce l'ha? Sì, perfetto. Allora, scusi avvocato, ritornavamo quindi a questa vicenda. Ho chiesto se cosa aveva detto per giustificare il mancato arrivo dei Colmar. Quindi se può ripetere la risposta del Presidente se... All'inizio non gli ho detto niente, poi dopo gli ho detto che ho ripianato i debiti. Cosa gli ha detto dopo? Che avevo pagato i debiti della PEM. Che aveva pagato i debiti della PEM. Perché si domandavano il perché non arrivassero questi Colmar. Certo. E quando gliel'ha detto? Intorno a ottobre, quando poi abbiamo fatto quel contratto di cessione di credito, ottobre, inizio novembre. Allora, prima il collega le ha chiesto insomma, se quel contratto fosse fittizio, vorrei approfondire meglio e le faccio la stessa domanda precisandola. Quel contratto prevedeva la cessione del credito che la VEM vantava verso la Starline alla Sofirece. Quei contratti non l'ho mai visto, l'abbiamo firmato, io non abbiamo visto adesso, io non ho visto adesso qua, abbiamo visto un altro contratto adesso qua. Allora le faccio un'altra domanda, tralasciamo il contratto, poi ricaveremo noi le conclusioni. La VEM aveva 330.000 euro di crediti nei confronti della Starline? Un debito avevo. I debiti? No, io le chiedo se aveva un credito, perché lì è una cessione di credito, proprio perché il contratto insomma... Allora, la cessione di credito è dalla Sofirece alla Starline, cioè la Starline, secondo quello che è emerso, la Starline avrebbe pagato il debito della VEM alla Sofirece e pertanto
quanto sarebbe divenuta creditrice in proprio della VEM. Lo strumento giuridico con cui questo avveniva era una cessione di un credito che la VEM vantava verso la Starline. No, la cessione di un credito che la Sofiregge vantava verso la VEM, che sarebbe stato ceduto alla Starline. Questa era l'operazione. Scusi un attimo, perché allora sì, questo, perché allora Starline paga il bonifico alla Sofiregge? Questa è l'operazione. Appunto, perché c'è la Sofiregge diventa creditrice della Starline in luogo della VEM. Per questo... No, avvocato, cioè quanto raccontato dal Barretta è differente, lo rileggerà. E diciamo gliel'ho riassunto in poche parole, ma insomma questo è quello che è emerso. Quindi vediamo di sviluppare la domanda. La formalità del contratto prevedeva che la Sofiregge venisse creditrice della Starline. Sì, però è un contratto che allo Stato l'imputato riferisce di non aver potuto visionare. Lei non mette a disposizione, se ce lo mette a disposizione noi verifichiamo che cosa dice. Quindi prescindendo dal contratto. Allora, prescindiamo dal contratto. Il contratto, secondo me il contratto è stato sbagliato, se lo vuole sapere da me. Lasciamo perdere questi non aspetti. Però è una cessione di credito, è chiaro la cosa. Io faccio gli assegni su quella cessione di credito. Esatto. Perfetto. Quindi le chiedo, poi trarremo noi le conclusioni. Certo. La VEM vantava un credito di 330.000 euro nei confronti della Starline all'epoca? Avvocato, no, è un debito. L'imputato ha detto che ha fatto 6 assegni, mi pare, da 50.000, di cui 6 mi sembrava, erano 300.000 sì, euro. Perché prima si aveva fatto bonifico, sì, perché avevamo fatto il bonifico di 25.000 euro, giusto, perfetto. Di cui 5 aveva dato volevo soltanto la conferma, non aveva un credito di 330.000 euro nei confronti della Starline, la VEM? No, va bene, questa era la domanda e la risposta. Un'ultima domanda, lei prima forse l'ha nominata, conosceva la Unimoda? Sì. Che cos'era? Io sapevo che avevano dei negozi, però non so di che cosa sia. Ma sa chi fosse riconducibile? A vestiti e sorrenti. Lo sapeva anche all'epoca o l'ho scoperto adesso nel corso del processo? No, lo sapevo quando sono venuto a comprare le maglie, gli ho detto già nel 2015-2016, mi sembra che l'avevo già precisato. E sa chi collaborava con Sorrentino e Vestiti nella Sofiregge, chi fossero i soci, chi fosse l'amministratore? No, questo no. Assolutamente. Lei non lo sa? No. Ok. Non ho altre domande, grazie. Va bene, ci sono altre domande? C'è anche l'avvocato Lugo Boni, prego. Sarò telegrafico, Presidente. Sì. Avvocato Lugo Boni, difesa Pezzini per la verbalizzazione. Sì. Ora, la possiamo quindi definire l'amministratore di fatto della VEM? Sì, certamente. No, io mi definisco proprio amministratore, non anche di fatto. Senta, a seguito di questa sua veste, ha procedimenti penali pendenti a Verona, quale amministratore della VEM? Sì. Che tipo di procedimenti? Per bancarotta fraudolenta. Chi è indagato con lei in questo procedimento? Arcella Raffaele. La signora Pezzini è indagata? No, assolutamente. Nessun'altra domanda. La prossima udienza, il Presidente depositerà una serie di documenti, compreso anche l'avviso di conclusione di indagini preliminari che ho anticipato di essere in possesso anche al signor Pubblico Ministero. Io ho concluso. Va bene, ci sono altre domande? Prego, Avvocato De Federicis. Sì, buongiorno, Avvocato De Federicis, difesa di Angelo Senese. Solo 2 precisazioni. Allora, tanto le chiedo, lei nell'interrogatorio di garanzia si avvalse della facoltà di non rispondere, mi conferma? Sì, a Belluno sì. Poi ha chiesto lei un interrogatorio con la Procura di Roma, con il dottor Minisci. Sì, è vero. In che fase processuale lo chiese questo interrogatorio? Subito dopo. Io sono stato è venuto da me che venne un sostituto procuratore lì a Belluno. Io l'ho chiesto 2 giorni dopo l'interrogatorio. Però quando l'ha fatto l'interrogatorio lei? Perché lei fa riferimento nel suo interrogatorio. Settembre, sì. Lei fa riferimento nel suo interrogatorio dopo la notifica del 415 bis, cioè l'aveva già ricevuta la notifica del 415 bis sì. della conclusione delle indagini. Sì. Lei si consultò con i suoi difensori prima di fare l'interrogatorio? Erano altri tipi di difensori, attenzione. Perché lei proprio... Non erano Petrelli, non Zambato. Non erano non Petrelli, non Zambato. No, ma non erano gli attuali nominativa, non è nominativa la domanda. Sì. Siccome fa riferimento espressamente nella
dichiarazione che lei rilascia al pubblico ministero, se avesse fatto delle considerazioni insieme ai suoi difensori prima di fare l'interrogatorio, in particolare il pubblico ministero le dice: lei deve fare una votazione insieme ai suoi difensori, e i suoi difensori dicono: l'abbiamo già fatta, vai avanti, gli abbiamo già parlato. Quindi le chiedo, dopo la fase del 415 bis e quindi del deposito degli atti, lei si è consultato con i suoi difensori prima di fare le dichiarazioni? No, ho mandato io direttamente una lettera al dottor Minisci. Perché qui i suoi difensori, a richiesta del pubblico ministero sulle sue titubanze, dicono: abbiamo già fatto le considerazioni, vai avanti, abbiamo questa già cosa parlato. qui è stata detta in fase interrogatoria, ma io la lettera l'ho scritta io in P1 dal Belluno, penso che il dottor Minisci può Sì, ma la domanda era diversa: se prima di fare l'interrogatorio, non mi sono dopo il deposito degli atti, lei avesse incontrato i suoi difensori. No, non ho incontrato, ho fatto io la richiesta automaticamente, senza incontrare nessun tipo di legale. Sì, come dico, non faccia la richiesta è un conto, l'interrogatorio è un altro. La richiesta l'ho fatta io senza chiedere niente agli avvocati, è stato chiaro. Senta, perché diciamo, lei oggi afferma di aver conosciuto personalmente Angelo Senese? No, ho detto che l'ho visto una volta fuori una tabaccheria, ma non l'ho conosciuto personalmente. L'ha visto quindi? Sì. L'ha visto dove? Quando rilascia l'interrogatorio lei l'aveva già visto? Sì. Al 20 settembre? Sì, l'ho visto una volta che parlavo con il nipote, una volta però, l'ho detto già. Perché lei nell'interrogatorio invece afferma una cosa diversa. Quando parla del fratello di Michele, come si chiama? Angelo, lui chiamava Angioletto, non so chi fosse. No, vabbè. Questo lo dice nel suo interrogatorio, e vale come contestazione, del 25 settembre 2020, ma non dice solo questo. Quando il pubblico ministero gli dice se conosce altri della sua famiglia, no, ho saputo del fatto per sentito di Vincenzo. Angioletto, lei lo conosce Angioletto? Gli dice il pubblico ministero. No, non l'ho mai conosciuto. Personalmente non l'ho mai conosciuto, è vero. Ribadisco il discorso, personalmente non l'ho mai conosciuto, l'ho visto una volta parlare. Ma se lei lo vede, personalmente lo conosce, no? Allora, quindi se ci chiarisce questa cosa, l'ho visto personalmente, non l'ho mai conosciuto. L'ho visto personalmente parlare con loro, ma non l'ho mai conosciuto personalmente. Una volta. Ha fatto riferimento in questa oggi nella sua diciamo esame diretto che sapeva che Angelo Senese si occupasse di ristoranti e caseifici. No, io ho detto che la famiglia Senese aveva delle attività, come che mi diceva Vincenzo, di caseare e ristoranti, che li gestiva il fratello di Michele e la figlia. Questa circostanza che oggi dice lei per la prima volta, l'ha presa dalle carte processuali o lo sapeva già? No, già lo sapevo, mi sembra che già lo sapevo, io le carte non le volevo. Lei lo sa, non l'ha vista le carte, non ha partecipato all'udienza? Sì, ma già lo sapevo da Vincenzo. L'ha sentito parlare, sì, il maresciallo Orecchio l'ha sentito? Sì. E allora, però lei all'epoca disse una cosa diversa. Che disse? Glielo dico che disse, con calma. Allora, lei disse che in più c'era quella tabaccheria che gestiva, non so se di proprietà, Angelo. Sì. La gestiva Angelo, il fratello del padre. Così mi disse Vincenzo. Allora, siccome lei nell'interrogatorio, e questo vale come contestazione, non fa mai riferimento a ristoranti e attività di caseificio gestita per conto della famiglia da Angelo Senese, invece lei fa espresso riferimento a una tabaccheria che Vincenzo Senese le disse essere gestita dal fratello del padre Angioletto. Allora, due cose: lei mi conferma che questa circostanza della tabaccheria le fu detta da Vincenzo Senese e se la ricorda? Sì, che era una delle attività che gestivano loro. Che gestiva chi? Il fratello di Michele. Angioletto? Sì. Ma non era l'unica attività che avevano. No. Adesso la prima domanda è se gestiva la tabaccheria, poi sarà compito della difesa dimostrare documentalmente quella circostanza. La seconda circostanza è perché lei per la prima volta in udienza e non ha mai fatto riferimento a caseifici e ristoranti nell'interrogatorio che lei rese il 25 settembre 2020
sollecitato e richiesto da lei al fine di chiarire integralmente i fatti che riguardavano anche la famiglia Senese. Non mi è stata fatta questa domanda. Non è stato fatto. No, non mi sembra che mi sia stata fatta. Le domande che sono state fatte sono l'ha detto sono nella che trascrizione. sapeva che da Vincenzo, che glielo dico io, glielo ricordo io, che sapeva da Vincenzo che Angioletto, lo zio Angioletto e l'altra, la sorella Pupetta, non so come la chiama, gestivano delle attività tra le quali caseifici e ristoranti, l'ho annotato anche io. Allora, le sta dicendo la difesa, dal momento che questo nell'interrogatorio che lei ha reso dopo il 415 bis non risulta, perché risulta solo la tabaccheria, perché non l'ha detto allora e lo aggiunge adesso, quando effettivamente adesso in riferimento alle posizioni di Angioletto, perché sia per il Senese Angelo, si è insomma correlata la sua posizione a caseifici e ristoranti. Le sta chiedendo questo, allora dia una spiegazione. Vincenzo vide allo zio fuori alla tabaccheria. Non ho capito. Vincenzo vide lo zio fuori alla tabaccheria e io dissi che quello è mio zio e gestisce quella tabaccheria. E della tabaccheria infatti lei dice aveva parlato nell'interrogatorio. Perché se sapeva che Angelo gestiva anche caseifici e ristoranti non ne ha parlato nello specifico non mi fu fatto. Non se lo ricordo. No, non mi fu fatto. Presidente, naturalmente questo verbale poi io lo produrrò ex articolo 503,5 perché abbiamo fatto contestazioni in più persone, quindi farà parte degli atti del dibattimento, quindi il Tribunale avrà un quadro, una visione completa, puntuale. Utilizza per le contestazioni fatte? No, il 503,5 non parla per le contestazioni fatte, parla del verbale utilizzato per le contestazioni per le parti private quando c'è la presenza del difensore. Quello è un tema diverso, diciamo. Le contestazioni specifiche riguardano soltanto il testimone limitatamente a quello, senza produzione. Atteniamoci alle domande, poi vediamo un attimo. Però Presidente, ovviamente lei ha compreso e riassunto benissimo. La cristallizzazione della mia eccezione e contestazione era il fatto che dei ristoranti del caseificio viene fuori per la prima volta in dibattimento, nonostante il tema su chi gestisse chi della famiglia Senese delle attività commerciali era stato affrontato in quell'interrogatorio che voi avrete modo di apprezzare dopo la deposizione del PM. E questa è una considerazione. Vediamo adesso. No, era una contestazione per omissione, nel momento in cui non fa riferimento e gli viene chiesto della tabaccheria e delle altre attività. Non ha fatto riferimento a queste due attività. Io non ho altre domande, le circostanze erano queste due che erano distoniche rispetto a questo interrogatorio. Va bene. Ci sono altre domande da parte degli altri difensori? Non so, c'è l'avvocato Marino in collegamento da remoto, non so se in videoconferenza, se ha delle domande da rivolgere, avvocato Marino? Sì. Mi sente, Presidente? Sì, benissimo. Grazie, mi scusi perché da qui non si ha la percezione di quello che sentite. Presidente, comunque io mi allontano. Posso... Aspetti, allora avvocato Marino, un attimo solo, quindi avvocato Lugo Boni si allontana lasciando in sua sostituzione chi? L'avvocato Domenico Leto, ribadendo che la prossima udienza la signora Pezzini renderà esame. Sì, la prossima udienza, però allora a questo punto se lei si allontana il Tribunale anticipa, poi formalizzerà dopo che deve annullare di quella settimana ultima di giugno, perché non si trova nella possibilità di celebrare tutte le udienze calendarizzate, che deve annullare quelle del 21, del 23 e del 24 giugno, quindi permangono il 22 e il 25 giugno. Quindi la prossima è quella del 22 giugno va bene. La prossima è quella del 22 giugno. Poi il Tribunale posta l'eliminazione di 3 di quella settimana, ne aggiunge altre il 1° e il 6 luglio in Bunker B. Il primo, Presidente, io però sta in difficoltà, però diciamo per sicurezza. Però vediamo un attimo, intanto la lasciamo prenotata questa udienza, poi vediamo come evolve, perché abbiamo già detto, insomma, abbiamo informato le parti che il Tribunale intendeva chiudere l'attività istruttoria entro il periodo estivo, per poter poi all'ultima udienza indicare il programma per le discussioni dei vari avvocati, che sarà a settembre. La prenotazione la lasciamo per sicurezza, perché non è che poi il Tribunale ha moltissime alternative, 1° e 6, poi è ovvio che se noi riusciamo a chiudere gli esami rimasti il 22 e il 25 è tanto di guadagnato per tutti, annulliamo. Se il 22 e il 25 facciamo
qual è, cioè capiamo che prima lo possiamo eliminare e facciamo dei 6, insomma. Va bene, l'importante è averne 4 pronte, poi se si riesce a chiudere in meno tempo abbiamo comunque la possibilità di eliminarle. Allora, il 22 e il 25 giugno sono in Occorsio, mentre il 1° e il 6 luglio sono in bunker B di Bologna. Va bene? Allora, così abbiamo informato, ma questo poi lo ripeteremo alla fine dell'udienza. Grazie Avvocato Lugo Boni, quindi lei è sostituito dall'Avvocato Leto, perfetto, e quindi le domande da parte dell'Avvocato Marino. Prego Avvocato Marino. Grazie Presidente. Signor Barretta, buongiorno. Io difendo il signor Vestiti e volevo alcuni chiarimenti in merito a quello che ha dichiarato. Riuscite a sentire? Non capisco. Sì, benissimo. Grazie Presidente. Se ho capito bene, signor Barretta, lei ci ha detto, parlando dei finanziamenti della prima tranche di 330.000 euro concessa da Sophie Reich, che ha avuto un primo bonifico in data 28 aprile di 166.000 euro e poi uno successivo di 164.000, è corretto? Il 28 luglio e il 1° settembre ha documentato la difesa Leone, Avvocato Marino. 28 luglio e 1° settembre. Ecco, se ho capito bene, ma lo chiedo a Barretta, lei prima di ottenere la seconda tranche ha dovuto fare un incontro con Vestiti, Sorrentino e alla presenza di quello che presumibilmente dovrebbe essere il dottor Leone a Lugano. Ho capito bene? Un po' di silenzio, per cortesia. Un po' di silenzio. No, più che altro sì, è giusto quello che ha detto. Ok, allora le chiedo la prima domanda è questa. Questa seconda tranche di pagamento è stata autorizzata dopo l'incontro perché lei ha dovuto dare delle garanzie, giusto? No, io non ho dato nessuna garanzia, è Sorrentino che ha dato più che altro garanzie che arrivasse la merce, perché se fosse stato per Vestiti non ci sarebbe stata la seconda dilazione di pagamento, l'ho già specificato. Certo. Ma questo incontro però lei ci dice non si è potuto fare ad agosto perché erano tutti in vacanza, giusto? Sì, si è fatto 2 giorni prima del bonifico, sarà stato fine agosto. Sì, perché il bonifico è del 1° settembre, quindi mi chiedevo appunto questa circostanza. Quando si è potuto fare questo incontro se ad agosto non si poteva? No, io ho già ribadito più volte, è stato fatto un paio di giorni prima che veniva fatta la seconda dilazione di bonifico. Siccome il pagamento è accreditato il 1° di settembre, vuol dire che questo incontro l'avete fatto almeno qualche giorno prima, giusto? Abbiamo fatto il 28, il 29, 2 giorni là. Quindi ad agosto? Sì. Siccome lei prima ha detto che ad agosto non si poteva incontrare perché non c'era nessuno. Non ho detto che tutti, dopo a metà agosto erano tutti quanti in vacanza e nessuno si riusciva a riferire. A fine agosto, poi 2 o 3 giorni prima della dilazione del bonifico ci siamo incontrati. Senta, altra questione. Lei stava a Verona, il gruppo di Sorrentino, Vestiti e Leone andava a Milano. Perché vi siete incontrati a Lugano? Perché stavo salendo pure io. Come? Stavo salendo. Che vuol dire stavo salendo? Stavo andando a Milano o a Como, non mi ricordo, avevo un impegno di lavoro e loro mi dissero incontriamoci a Lugano che siamo qua. No, non capito. Allora, la sede della Starline è a Milano. Sì, ma allora io non so se è a, diciamo 100 km. No, ma si faccia fare la domanda, per favore. Sì. La sede della Starline è a Milano. Sì. Vestiti, Sorrentino e Vestiti stanno andando a Milano. Lugano è circa 100 km da Milano. Sì. Perché non vi siete visti a Milano? Ma io non so se loro stavano andando alla Starline. Ce l'ha detto lei prima. No, non ho detto questa frase qua, assolutamente. No, lei ci ha detto prima ho detto che stavano andando a Milano. Sorrentino e Leone stavano andando a Milano. Sì, ma non ho detto che stavano andando a Lugano. Lei sta a Verona, scusi. No, io non stavo a Verona, io stavo a Milano. Milano. Andavano a Milano, perché vi siete visti a Lugano? Se vuole parlare lei. Aspetta. Ora risponda. Posso rispondere? Sì. Allora, io ho detto che stavano andando a Milano e non ho detto che stavano andando alla Starline. Io ero già a Milano e stavo salendo sopra e ci ha detto incontriamoci a Lugano. Sono stato chiaro? No, è una risposta che per me non ha senso, ma non importa, ha risposto. Altra questione.
lei ci ha detto che lo zio Gaglione è diciamo suo zio in funzione della mamma, ma se non sbaglio la mamma del signor Enzo Senese si chiama Gaglione Raffaella, giusto? Sì. Quindi lei è parente di Enzo Senese? Indirettamente sì. No, direttamente, se è lo zio Antonio Gaglione, suo zio, e Raffaella è la mamma, Raffaella Gaglione è la mamma di Enzo, vuol dire che voi siete parenti, indiscutibilmente. Per questioni di affinità siamo parenti, cioè di secondo grado, ma non siamo di cugini. Detto questo, che è una premessa, avvocato Marino, la domanda qual è? Una premessa, una domanda, Presidente. La domanda qual è? La domanda è: se siete parenti, perché deve essere Papa Bernardo a garantire per lei con Enzo Senese? Ma infatti la domanda che posso... Lo ripeta, sì, l'ha già detto, ma lo ripeta. Perché Senese con me non voleva avere a che fare. Malgrado la parentela? Soprattutto per la parentela. Vuole pure che glielo specifico per quale motivo? Certo. Perché come fai a chiedere l'interesse a un parente? Ho capito, va bene. No, ma è una spiegazione. Anche perché loro con la famiglia Barretta non volevano avere a che fare. Ma già l'ho specificato. Sì, lei ha dato la risposta, per me è difficile da comprendere, ma sarà un mio limite. L'altra domanda, lei ci ha detto che la sua società, la VEM, aveva qualche milione di euro di debiti con le banche e altrettanto con i fornitori. Ho appuntato correttamente o mi sono preso un appunto sbagliato? Avevo 700-800 mila euro di debiti con i fornitori e 1.400.000 euro con le banche. Debiti con le banche significa affidamenti, quindi è un debito. Sì, debiti, anticipazione. Sì, erogazioni, finanziamenti e anticipazioni, sì. Molto bene. Senta, allora, io ho appuntato che lei ha chiesto per la questione Colmar alla Sofiregge complessivamente 660.000 euro, perché 330 erogati e 300 erotti non erogati. Sì. Ha chiesto 200.000 euro a Senese e Papa Bernardo, totale 880, parenti dei 900.000 euro. Senta, ma quanti giubbotti Colmar ha promesso lei a tutte queste persone? Allora, facciamo una 900.000 euro sono tanti, No, però facciamo una promessa. Prima di tutto non sono 628, ma sono 330 di Colmar. Più 200 che mi dà sono 5. No, c'è un contratto, mi perdoni, c'è un contratto ma posso rispondere? Che è stato citato anche... No, ma adesso però mi deve rispondere a quello che le chiedo. Adesso ci il collega che mi ha preceduto le ha fatto vedere il contratto da 660.000 euro con Sofiregge. Io sono a Milano e quindi non glielo posso far vedere. Lei ci ha detto che ha chiesto 200.000, 660 più 200 fa 860. Quindi le chiedo quanti giubbotti doveva comprare lei? Allora, voglio prima specificare una cosa. I giubbotti da comprare erano 6.200 o 6.000, 2004, comunque era 3.600 più 2004-2006, adesso non mi ricordo bene. Io ho specificato precisamente che la prima dazione di erogazione dei 330 era per Colmar e poi se io onoravo quella dilazione della consegna ci sarebbe stata la seconda erogazione per fare un'altra operazione. Questo sono stato chiaro, penso, no Presidente? Sì, e la seconda operazione non l'ha fatta perché non ha onorato sono stato adempiuto con la prima situazione. Perché non ha onorato la prima. Dovete stare chiaro. Senta, a pagina 305 dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere c'è una intercettazione telefonica che lei senz'altro conosce tra lei e Papa Bernardo, dove appunto parlate di tutte le operazioni e tutte le problematiche che ci sono con i giubbotti di Squared e con i giubbotti naturalmente della Colmar. Lei a pagina 305 si lamenta con Papa e dice: qui ho una posizione di vittoria, parliamo di 500.000 euro tra banca, Enzo, Tonino, la banca. E a un certo punto dice: io ho un problema, Bernardo, sai, io se non sistemo la banca non posso più anticipare, tengo bloccato il sistema bancario. Poi andate avanti, a un certo punto lei dice a Papa: io là volevo truffare 2 milioni di euro. Ecco, io le chiedo esattamente come doveva concretizzarsi questa truffa, a chi e come.
Ma mi scusi, avvocato, la domanda in questi termini non è ammessa, perché la truffa di 2 milioni di euro è un episodio che non è emerso in questa sede, non è legato in questi termini a elementi specifici di rapporti tra gli imputati, quindi se vuole la può fare più circostanziata, non è che possiamo parlare di fatti in genere, dobbiamo parlare di fatti dell'odierna contestazione, quindi a che cosa vuole riferirsi espressamente con questa sua domanda? Ci sono dei rapporti di rilievo? Certo che sì, tutta la intercettazione non telefonica, ho capito. Come ho detto prima, l'intercettazione telefonica di cui parlavo prima parla proprio di tutta la problematica dell'acquisto, come dicevo prima, dei giubbotti di Squared, dei giubbotti Colmar che deve dare a Tonino, che deve dare a Papa, e quindi parla di tutto questo pseudo business, e a un certo punto dice: relativamente a questi giubbotti, almeno per come la leggo io, volevo truffare 2 milioni. Allora, abbiamo detto interesse. A ricordo di aver pronunciato una frase del genere, lei? No. È una frase ma la leggo, cioè ve la posso anche far vedere. Leggiamola, pagina 305. Io volevo truffare 2 milioni di euro. A chi? E Papa le risponde. Allora, e questo siccome non si capisce bene, io le sto chiedendo come doveva essere questa cosa, perché siccome c'è anche un problema di credibilità del test, ancorché imputato, allora credo che sia interesse di tutti sapere come doveva funzionare questa truffa. È a pagina 305 dell'ordinanza di custodia. La domanda non è ammessa, avvocato, perché è generica, gliel'ho già detto prima, glielo ribadisco adesso, in questi termini non è ammessa, è generica e nociva. Quindi vediamo se ci sono altre domande più specifiche. Ma chi dovete fare? Un po' di silenzio, Barretta. Ho detto sempre stia al suo posto. Dica, avvocato. Presidente, gliela specifico meglio. Barretta Massimiliano, qua parliamo di 500.000 euro tra banca, Enzo e Tonino. Quindi parlano dei problemi che hanno con la banca. Enzo, immagino Enzo Senese, che sono i soldi che gli ha prestato Enzo Senese. Tonino sta per Tonino Leone, quindi per i soldi che ha ricevuto da Tonino Leone. La domanda qual è? Il Papa gli dice: domanda qual è? Le dice che è inconferente la domanda. Le ho fatto la domanda qual è? Cioè sta commentando la mia ordinanza di inammissibilità della sua domanda o sta facendo un'altra domanda? Non ho capito questo, avvocato Marino, mi scusi tanto. Allora, siccome lei mi ha detto che non le sembrava specifica, sì, prendo atto delle sue doglianze, ma ribadisco che è inconferente, per cui se ha da fare un'altra domanda cortesemente la faccia. Sì, signor Barretta, per quanto riguarda i 100.000 di cui ha parlato lei precedentemente, che avrebbe pagato alla Starline, è sicuro che i 100.000 che ha pagato si riferiscono alla restituzione parziale dei 330 o non erano invece degli assegni postdatati che lei aveva dato in anticipo per pagamento merce, cioè per una fornitura diversa? Io credo che il debito totale che io avevo nei confronti della Sorrentina e Vestita era 550.000 euro, non era 330.000 euro. Quindi voglio ribadire questa cosa qua, voglio essere preciso. 550-580.000 euro, una cosa di genere. E gli assegni sono stati pagati. Sicuramente noi avevamo detto in seduta stante, quando ho fatto gli assegni, che la prima cosa che bisognava chiudere era il debito che io avevo nei confronti della Sofiregge. Quindi si fanno fare gli assegni in base al debito della Sofiregge, si fanno fare anche gli altri assegni del debito, però i primi soldi devono andare per la copertura del debito della Sofiregge. Però non è così. Il debito era molto maggiore dei 330, voglio essere chiaro. Nessun'altra domanda, Presidente. Bene. Allora, non ci sono altre domande? No. Un'unica precisazione veloce e chiudiamo. Allora, Barretta, mi scusi, lei ha detto che all'inizio il Senese Vincenzo non intendeva fare operazioni con lei perché non riusciva a superare le resistenze per questa sorta di
senso di respingimento nei confronti della famiglia Barretta da parte della famiglia Senese per vicende che attenevano ai Gaglione, a che cosa? Io non lo so, non abbiamo mai chiarito questa situazione. Io più che altro che Vincenzo era diciamo tutto l'organico della famiglia che non voleva avere a che fare con noi. Ma c'erano dei familiari in particolare che... Con mia zia e mia madre. Cioè? Con Filomena? Con i suoi familiari, ma c'erano familiari in particolare dalla parte dei Senese che non gradivano, diciamo... La mamma di Vincenzo. E questo, quindi la signora Gaglione Raffaella? Sì. E lei questo come lo venne a sapere? Me l'ha detto proprio Vincenzo. Glielo disse direttamente? Cioè che le disse? Che la mamma non voleva che lui aveva a che fare con Barretta. E quindi voglio dire, avendo poi superato le resistenze, perché Vincenzo è entrato in affari con lei. È entrato perché lui è venuto sopra a vedere la struttura e disse che poi alla mamma che io avevo una bella struttura e che era possibile lavorare con me. Quindi le disse Vincenzo, ho detto a mamma che c'era una bella struttura e quindi... poteva lavorare. E quindi si poteva lavorare insieme? Sì, che poteva lavorare. Questo le disse Vincenzo? Sì. Va bene. Cioè, diciamo, tecnicamente aveva tranquillizzato la mamma su questo fattore qua. Ho capito, va bene, allora prego, certo. Sì. Chiedo scusa, sono avvocato Menivedo per la posizione Raffaella Gaglione. Sì. Ma non fu Papa ad avvisarla che c'erano delle resistenze da parte della signora Gaglione nei suoi confronti? Anche Papa. Prima ancora che se Vincenzo venisse a Verona? E lei dice, mi raccomando, cerca di fare bella figura. Sì, questo sì, ma però voglio dire una cosa, quando noi prendiamo la prima dilazione, Vincenzo dice che la famiglia non vuole, anzi la mamma non vuole avere a che fare con noi. Nessuna altra domanda. Perfetto. Prego. Certo. Sì, tranquillo, vada. Sono avvocato Carluccio Mezio per la posizione Michele Senesi. Sì. Senta, avvocato, ma sono tante domande o diciamo... Guardi, Presidente, in realtà se fosse possibile completare alla prossima udienza, anche perché oggi c'è stata un'alternanza tra me e l'avvocato Spigarelli, io neanche ho sentito tutto l'esame diretto, quindi potrei ripetere qualcosa. Se ci dà la possibilità di fare qualche domanda alla prossima udienza in controesame, le sarei grato, francamente. Allora, chiudiamo qui l'udienza e lei, diciamo, è venuto in ritardo con il giro di domande, però le rifarà, diciamo, all'inizio della prossima udienza di modo da completare, perché il Tribunale... Questo ci consente anche di non ripeterci. Perché il Tribunale ha esigenza comunque in questo momento di chiudere e pertanto... Presidente, chiedo scusa. Sì. Io vorrei depositare... in questa sede. Le dispiace, avvocato, vede che non siamo, completiamo alla prossima udienza, va bene? Per non riportarmele a casa, anche se abito qui dietro, se ve le posso lasciare. Allora, intanto lasci, riservandosi di interloquire sul punto, lasci sulla scrivania del... è una parola in realtà, sono due parole, sono i bilanci della Sofirege e della Silver Square. Avvocato, allora intanto deposita i bilanci della Silver Square e della Sofirege sulla quale si interloquirà alla prossima udienza. Adesso do le ultime indicazioni perché non siamo, diciamo... Va bene. Signor Presidente, mi scusi, a questo punto fatemi chiudere con i soliti adempimenti, pertanto il Tribunale Anna Pia quindi deposita i bilanci di Silver Square e Sofirege, l'avvocato Lippi, sui quali ci sarà interlocuzione alla prossima udienza. Trattasi solo di un deposito materiale. A questo punto... Signor Presidente, mi scusi, la Milanopera. Dica. C'era l'avvocato Marino, le voleva chiedere una cosa. Avvocato Marino, che c'è? Mi consente però un attimo di terminare e poi mi dice quello che voleva aggiungere? Sì, assolutamente sì, l'importante è che non chiuda l'udienza. Allora, un attimo solo gli adempimenti e poi mi dice cosa voleva aggiungere. Pertanto il Tribunale dispone l'annullamento delle videoconferenze per le udienze del 21, del 23 e del 24 giugno 2021, mantenendo quelle del 22 giugno 21 e del 25 giugno 21 in aula Occorsio ore 9:30. Aggiunge inoltre in calendario
le udienze del 1 luglio 21 e del 6 luglio 21, ore 9:30, aula Bunker B. A questo punto si rinvia all'udienza del 22 giugno 21, aula Occorsio, ore 9:30, con i soliti adempimenti, disposizione di videoconferenza per gli imputati detenuti fuori Roma, traduzione degli imputati detenuti nelle carceri romane, non si dispone la traduzione del Di Giovanni, pur detenuto peraltro perché è rinunciante a comparire. Gli imputati sottoposti a misure che non siano dell'accusato in carcere sono autorizzati a venire con mezzo proprio per la prossima udienza. Quindi abbiamo terminato gli adempimenti. Mi dica, Avvocato Marino, che problema c'ha? Sì, Presidente. Alla prima udienza di questo processo avevo fatto una istanza istruttoria sulla quale il Tribunale si era riservato, ovvero l'acquisizione per rogatoria internazionale dei movimenti di conto corrente della Sofiregge e della Silver Square, che ritengo siano fondamentali per verificare se o meno siano stati versati sui conti di queste società e personali del dottor Tonino Leone le somme di quei capi d'accusa. È evidente che anche se i colleghi hanno presentato una parte di documentazione bancaria, questa potrebbe essere incompleta e solo una trasmissione attraverso un'autorità ci dà la garanzia che siano tutti i conti correnti e tutti i rapporti bancari di Sofiregge, Silver Square e di Tonino Leone. Questo ritengo che sia una prova decisiva anche ai fini della ipotesi di riciclaggio, naturalmente, e quindi, siccome su questo il Tribunale si era riservato, mi permetto di insistere perché la ritengo un'attività fondamentale. Grazie. Sì, il Tribunale ha invero sciolto qualsiasi riserva, ritenendo che non sia necessaria ulteriore documentazione al di là di quella prodotta e ove le difese lo ritengano possono produrre ulteriore documentazione che può essere vagliata dal Tribunale, ma certamente il Tribunale non ha da disporre d'ufficio integrazioni documentali, quindi già ci eravamo pronunciati in questi termini. Va bene, allora possiamo chiudere i collegamenti, grazie, ci vediamo il 22 giugno ore 9:30 in aula Occorsio, 22 Avvocato, mi raccomando, il 22. Guardi, non facciamo programmi, Avvocato, perché noi abbiamo queste 4 udienze, ma se riusciamo a chiudere prima tutto, le annulliamo, ha capito? E allora la faccia tradurre, faccia la richiesta per il 22 giugno. No, se viene qua lo sentiamo, se viene qua non è che lo facciamo ritornare senza essere sentito, va bene? Va bene, grazie, buonasera. Si preoccupi, Avvocato. C'ha gli appunti, se l'è portati, lo so.